Buonasera a tutti, allora prendiamo la linea in diretta dal Paladozza, buonasera da Giacomo Bianchi e Simone Mottola. È una partita importante, una partita che, come ha detto ieri Matteo Bonicciolli, è bella da vedere anche per chi non tifa per una o per l'altra squadra. Fortitudo che arriva da 2 sconfitte consecutive, l'ultima del girone d'andata contro Chieti e la prima del girone di ritorno a Mantova. Dall'altra parte invece una squadra che sta andando veramente forte, una squadra che a inizio campionato in pochi avrebbero scommesso potesse chiudere seconda al girone d'andata. Onore a questa Imola. Assolutamente sì, reduce da una stagione così l'anno scorso in A2 Silver causa anche infortuni, quest'anno l'Andrea Costa invece sta andando molto bene con questo triangle offense di Tex Winter Memoria utilizzato da Ticchi con grandissima costanza. C'è curiosità per capire quali scelte tattiche più che tecniche utilizzerà la difesa della Fortitudo contro un attacco che prevede ovviamente gente che sa passare la palla, soprattutto in lungo che sappia passare bene la palla. Ci sarebbero tanti temi da affrontare prima di questa partita, te ne lancio subito uno, il rientro in campo di Jonte Flowers. Ieri Bonicciolli ha detto intanto torna, ci garantirà 15-18 minuti di campo ad alto livello, poi inevitabilmente sarà un po' stanco. Quanto può dare Jonte Flowers? Quanto può cambiarla questa squadra? Qualunque minuto possa dare, sicuramente sarà un minuto di grande intensità, aumenta le rotazioni e ripeto, manca campo grande, ma attenzione a Rovatti perché secondo me anche lui può dare 3-4 minuti di qualità. Questo è un ragazzo che nel girone di ritorno verrà scoperto dai bolognesi. Campogrande è fuori per un problema fisico, rientrerà in settimana, non era presente neanche nell'amichevole infrasettimanale a Ravenna. Andrea Rovatti invece è un infortunio, subito ad inizio stagione si sta allenando tanto, ha giocato anche lui a Ravenna, è pronto per questa partita. Vediamo se oggi entrerà nelle rotazioni che cominciano con il quintetto base scelto da Bonicciolli, che vede Candy in posizione di playmaker, Montano da guardia e poi Raucci, Nazzareno Italiano ed Ed Daniel sugli esterni. Insomma, un quintetto subito molto fisico per Bonicciolli. Dall'altra parte vediamo entrare Gerardo Sabatini, quindi sarà lui il playmaker titolare con i 2 americani, ovviamente Anderson e Washington. Maggioli è il pivot e nella posizione di numero 3 giocherà questo egiziano ma che ha fatto tutte le giovanili a Rimini, Hassan, grandissimo tiratore da 3 punti, attenzione. Sta reggendo a 10.3 punti di media a partito Norman Hassan. Insomma, sta per cominciare questa grande partita, palla 2 vinta da Daniel, però invasione per Ed, dunque il primo pallone sarà in mano a Imola. Si recupera proprio Norman Hassan di battere questa rimessa. Quintetto con Kervel Henderson e Gerardo Sabatini, è uno degli ex di questa partita insieme a Patrizio Prato che entrerà dalla panchina. Eccolo qui Norman Hassan subito a cercare Gerardo Sabatini, mette palla per terra Henderson, su di lui c'è Raucci, ce lo aspettavamo questa scelta difensiva. Maggioli a più centimetri di Daniel, va sotto da lui Imola, palla fuori per Hassan, l'hai chiamato, subito tripla, è un gran tiratore, 3-0 Imola. Sì, un giocatore che sembrava dovesse morire cestisticamente in Serie B e invece da qualche anno ha dimostrato grazie al suo tiro da 3 punti che può giocare in A2 e non solo da specialista. C'è Candia a tenere la palla su di lui la difesa di Sabatini. Arriveremo a parlare anche di questo match tra bolognesi, ne ha parlato anche ieri Bonicciolli in conferenza. Montano va da Daniel contro Maggioli, va sotto e Daniel trova i primi 2 punti per i bianco-blu, 3-2, si attacca da una parte, si attacca dall'altra, entrambi gli attacchi portano punti. Molto bene Daniel, perché uno dei motivi della partita è cercare anche di caricare di falli Maggioli, ottimo passatore. Hassan contro Montano, la palla va su Washington, su di lui c'è Nazzareno Italiano, cambia la difesa, Italiano si deve aprire su Hassan, altra tiro da 2 punti questa volta, palla sul ferro, rimbalzo di Davide Raucci, poi consegnata a Leo Candy. Ancora Raucci per Montano, vuole prendere posizione Italiano, lo fa a fade away di Nazzareno Italiano. Altri 2, 4-0 di parziale Fortitudo che trova il primo vantaggio della partita. Super canestro di Nazzareno Italiano e molta aggressività in difesa per la Fortitudo. Henderson va dentro, scarico fuori per Maggioli, spazio per la sua tripla, Maggioli da 3, sbaglia, non ha ancora fatto un canestro in questa stagione di tiro da 3 punti che chiaramente non è la specialità della casa. Continua allo 0 in percentuale per lui da 3 punti. Candy da Raucci, si muove Montano, riceve ora blocco di Italiano, Montano va dentro, si libera lo spazio, 6-0 diventa il parziale Fortitudo, ancora a segno Matteo Montano. Fortitudo che adesso doppia Imola. Sì,
Sì, da segnalare Imola, cambio difensivo sugli esterni, sui blocchi, quindi vediamo se è una scelta solo su un gioco di Imola o se invece è una scelta costante. Sbaglia Sabatini, rimbalzo il campionato da Maggioli che trasforma il rimbalzo offensivo in 2 punti, 6-5, e poi Montano subito dall'altra parte, ha spazio per la tripla, se la prende Montano, palla sul ferro, rimbalzo di Maggioli che addirittura porta la palla nella metà campo avversaria, subito Daniel ad attaccarsi a lui, difesa allungata della Fortitudo, persa clamorosa di Mazzoli, recupera Raucci, corre la Fortitudo, riapertura per Candy, si alza da 3, Leo non va dentro, tiro che ci stava. Sì, se a inizio partita cerchi di prendere confidenza, tutto assolutamente regolare. Anderson contro Raucci, rischio di frazione di passi, tiene bene il perno però Anderson dalla media, Mazzoli e segno, conclusione pulitissima, tanta esperienza, tanta qualità per questo giocatore. È sul tiro. E dunque vantaggio Imola, 7-6, bellissima partita in questo avvio, fallo preso da Leonardo Candy contro direi Leonard Washington. Per Washington è il primo fallo della partita ed è anche il primo fallo della gara di Imola ed è anche in generale il primo fallo della partita. 7-6, partenza bellissima in questo avvio. Beh, Imola sicuramente è una squadra molto piacevole e divertente. La Fortitudo ha scelto di sacrificare Raucci su Anderson perché Anderson è chiaramente l'attaccante più pericoloso. Tripla! Super tripla di Leonardo Candy, rimessa intelligente che va da Raucci che blocca per il suo marcatore, arriva la bomba di Leo Candy, 9-7 e Imola è dall'altra parte con Leonard Washington. Palla per servire Hassan, si va da Sabatini, mette palla per terra Sabatini, anticipo di Italiano contro Kervel Anderson, brava la Fortitudo a chiudere le mani difensive, bravo a cambiare, a rubare questo pallone, Nazareno Italiano. Vabbè, d'altra parte contro il triangolo una delle possibili scelte è anche il cambio difensivo, adesso vediamo, ripeto, siamo soltanto nei primi 3 minuti, ancora presto per capire le scelte tattiche esatte dei due allenatori. Sabatini in palleggio contro Leonardo Candy, si va a cercare Kervel Anderson, su di lui c'è Raucci. Ancora Raucci contro Anderson, si alza da 3 punti allo scadere dei 24, palla che tocca il secondo ferro, lottano a rimbalzo Mazzoli e Daniel. Mazzoli recupera il rimbalzo, però pesta la linea, va fuori, rimessa a Fortitudo. È stato fortunato Daniel perché non aveva fatto taglia fuori, è andato solo saltando. Mazzoli, se ti appoggia il gomitino sulla schiena, dopo fai fatica a prendere il rimbalzo. Daniel dall'altra parte, prova a battere Mazzoli col primo passo, fallo di Mazzoli. Sfida interessantissima questa, da una parte un giocatore tra virgolette piccolo ma molto esplosivo ed atletico, dall'altra un giocatore alto però molto più tecnico e molto meno esplosivo. È chiaro, va attaccata, attenzione, prima chiave della partita, sulla rimessa laterale l'Andrea Costa Imola si era schierata a zona, quindi vediamo se lo farà in tutte le rimesse. Palla recuperata da Davide Raucci che strappa il pallone a Leonard Washington, sarà rimessa per la Fortitudo, 9-7 al Palladozza. Andrà Leo Candy a battere questa rimessa, palla per Montano, riapertura per Candy che non disdegna di prendersi la tripla! Segna ancora Leonardo Candy, 12-7, 6 punti per il playmaker bianco-blu. Non vale perché lui è allenato dall'All-Star Game di Livorno, quindi è arrivato che sinceramente adesso tirare da 3 punti è come quando io mangio le tagliatelle, è una passeggiata. 2 su 3 in questo avvio di partita per Leonardo Candy nel tiro da 3 punti, 12-7 a favore della Fortitudo, 6-15 al termine del primo quarto. Hassan a battere la rimessa, va a cercare Mazzoli, su di lui c'è Daniel, esce Hassan, cambio, esce scusate Kervel Anderson, c'è Daniel contro Anderson, si perdono Mazzoli, Washington contro Raucci, palla sotto di Daniel che anticipa Mazzoli, fallo fischiato contro Daniel. Ci può stare, un fisico ci può stare cercando l'anticipo, probabilmente ha mosso anche il corpo contro Mazzoli. Sì, ci può stare, non è un fischio scandaloso, ma non era scandaloso neanche il non fischio. Assolutamente. C'è anche Diego Perez a vedere la partita nel parterre del Palladozza. Mazzoli riceve contro Daniel, taglio di Anderson, Mazzoli continua a tenere in mano il pallone, palla poi servita ad Hassan, prova a spezzare il doppio Hassan, fallo da dietro di Davide Raucci per la Fortitudo, è il terzo fallo della partita. Allora, nonostante le proteste di Boniciolli, secondo me questo è molto più fallo rispetto a quello di Daniel di prima. Rimessa per Imola, Fortitudo che non è ancora in bonus, ha commesso il terzo fallo del suo quarto. Andrà Hassan a battere la rimessa, si muove tanto Mazzoli e Daniel prova comunque a tenerlo. Storie tese tra i due, continueranno per tutta la partita. Si muove Washington, Candy va con un grande anticipo, antisportivo, fischiato a Gerardo Sabatini che aveva fermato il contropiede di Leo Candy che sarebbe andato a depositare, antisportivo, liberi e rimessa per la Fortitudo.
Anche questo è un fallo che poteva non essere fischiato. Nel momento in cui fischi comunque non ci sono alternative, è antisportivo e non si può discutere. Che ritmo in questa partita, grande Fortitudo fino adesso, 5:48 alla fine del primo quarto, 12-7 dice il punteggio, primo libero di Leo Candy che non entra, secondo libero a disposizione di Leo che come dicevi viene dal weekend dello Star Game perso dalla sua squadra, segna il secondo intanto 13-7, lui ha giocato anche la gara del tiro a 3 punti, è arrivato secondo, continua a farsi notare a livello nazionale ed è una grande notizia. Sì, io credo che al 99% non potrà non far parte degli europei nella nazionale under 20, insomma non credo che ce ne siano dei molto meglio. Dai blocchi Montano, si alza da 3, sbaglia il rimbalzone di Daniel che va a inchiodare la schiazzata, 15-7 Fortitudo e poi rimessa per Imola. Cosa ha fatto Daniel? Vabbè, Mazzoli ovviamente non lo può seguire a quelle velocità, lui ha corso e a quel punto lì l'atleticità, l'atletismo fa la differenza e lui di sicuro è un atleta. Di sicuro. Anderson contro Raucci, si butta dentro, scarica per Washington che va ad inchiodare la schiazzata in risposta. Eccolo un giocatore fisico, eccolo un giocatore atletico, Leonard Washington, 9 rimbalzi e 11 punti di media in questo campionato. Daniel, taglio di Raucci che riceve, va fino in fondo, Davide Raucci ne segna altri 2, più 8 Fortitudo, 17-9, ma ancora una grande lettura di Daniel. Sì, 2 azioni simili, uno da una parte e uno dall'altra, con l'aiuto chiaramente subito punito. L'italiano va a rubare palla a Gerardo Sabatini, poi lo salta e va a inchiodare sotto la posta dei Leoni. Ancora Fortitudo con la difesa allungata che sta facendo la differenza. Esulta Italiano, esulta Daniel, esulta il Paladozza. 19-9 per la Fortitudo, 20 punti in 5 minuti. Ma sì, come uno dei dubbi della partita era Gerardo Sabatini, playmaker aggredito. Lui secondo me ha grandi capacità, ma non è la sua forza quella di, diciamo così, rompere i raddoppi o queste situazioni qua, cioè non è un giocatore che ha quelle caratteristiche lì. Lui è un giocatore secondo me molto forte a entrare dalla panchina, a spaccare una partita, a cavalcare magari di fianco un playmaker. Come playmaker aggredito può avere dei limiti e infatti in questo inizio forse è anche emozionato, per l'amor di Dio, però non c'è dubbio che in questo momento il playmaking dell'Andrea Costa Imola è in grandissima difficoltà. Fortitudo stirando con 8 su 11 dal campo, per Imola invece la percentuale è di 4 su 8, quindi il 70% contro il 50%, è un altro dato che indica appunto il margine di 10 punti che si è già costruita la Fortitudo in questi primi 5 minuti di partita. Non vuole cambiare Matteo Bonicciolli e allora di nuovo dentro dopo il time out con Candy, Montano, Raucci, Italiano ed Daniel, quintetto estremamente fisico, lo dicevamo prima, contro giocatori che possono essere sia atletici che fisici. Anche Imola non cambia niente, rimane dentro Hassan con Anderson, Washington, Michele Maggioli e Gerardo Sabatini che adesso ha qualcosa da dirsi con Leonardo Candy. Chiaramente si parlano con tranquillità i due giocatori, sta per ricominciare, si aspetta solo Leonard Washington che entra ora in campo e si riparte da 19-9 a favore della Fortitudo con la rimessa laterale per Imola battuta da Hassan, ancora difesa allungata per i bianco-blu. Sabatini batte Candy, poi corre dall'altra parte, consegnata nelle mani di Carvel Anderson, ancora Anderson in palleggio, ancora Candy su di lui, Anderson contro Candy, palla sotto per Washington, grande costruzione di Imola, va su Maggioli, deposita 2 punti anche contro la stoppata tentata da Daniel. Sì, mi sembra che Imola abbia deciso probabilmente di far portare la palla in fretta oltre la metà campo e poi di giocare con uno degli esterni che fa il playmaker, non è importante chi. Gran canestro alla media di Daniel che se comincia a mettere anche quelle conclusioni lì diventa veramente un giocatore immarcabile. Cambio per Leonard Washington che probabilmente sta sanguinando, esattamente. Quindi cambio obbligato, sangue alla mano per Leonard Washington, esordisce sul parquet in questa partita Francesco Amoni e dicevo, forse la schiacciata che ha fatto prima magari si è tagliato la mano, perché altrimenti non ha un senso. E l'applauso che sentite adesso dal Paladozza saluta il ritorno in campo dopo più di 2 mesi e dopo 8 partite per Jonte Flowers con la 24. Raucci, senza offesa per nessuno, il mio MVP di questi primi 6 minuti,
perché ha cancellato Henderson, il pericolo pubblico numero 1. Poi ha fatto anche un canestro, quindi cosa chiedergli di più? Assolutamente giusta la tua lettura, bravissimo Raucci in fase difensiva. Vediamo quale sarà l'impatto di Jonte Flowers. Sarà doppio fortitudo in questo momento su Gerardo Sabatini. Hassan si alza da 3 punti, a segno Norman Hassan, la sua tripla vale il -7, 21-14, si andrà tanto da lui, cercando le sue conclusioni da 3 punti. Montano esce dai blocchi Kandi, riceve invece Italiano contro Amoni, mette palla per terra Italiano, ancora fuori da Montano, 14 secondi per chiudere l'azione in casa Fortitudo. Si alza Daniel per portare il blocco, Montano passa sul blocco, si butta dentro, rischia di perdere la palla, Leyup alzato per Daniel contro Maggioli, lotta Daniel con la virata, ne trova 2. Hanno spinto, hanno soffiato tutti affinché questo pallone entrasse. 23-14, di nuovo più 9 Fortitudo. Punteggio che rimane assolutamente altissimo. Ecco, queste sono le cose che magari può fare Sabatini, cioè cercare falli, penetrazioni, ma in questo momento la Fortuna è scatenata e con Montano il suo quarto punto raggiunge il massimo vantaggio, più 11. 25-14, sta per entrare sul parquet anche Francesco Quaglia. Canestro nato dalla transizione di Leo Kandi. Dopo l'errore di Sabatini si continua ad lanciare Maggioli e Daniel, riceve Kelvin Henderson, si butta dentro, scarico in angolo per Amoni, spazio per la tripla di Francesco Amoni sbagliata, rimbalzo catturato da Maggioli, ricomincia da Imola da Henderson contro Jonte Flowers, sull'attacco, scarico in angolo come prima, ancora per Amoni, altro tiro, altro errore, altro rimbalzo d'attacco e ancora Henderson a creare qualcosa, riapertura per Gerardo, mette palla per terra, riapre per Henderson, questa volta la terza tripla, non entra neanche questa, 0 su 3 consecutivo da 3 per Imola e Daniel questa volta mette tutti e chiama tutti alla calma. Sì, riuscire a non far entrare in partita Henderson potrebbe essere una chiave per la partita nell'arco chiaramente dei 40 minuti. Siamo solo al settimo, quasi all'ottavo, è ancora presto per dire che un giocatore è fuori o dentro la partita. Di sicuro Henderson i primi 6 minuti di Raucci se li ricorderà sicuramente. Triplo cambio in casa bianco-blu, escono Montano, Candido e Daniel al loro posto, entrano sul parquet. Quaglia, Sorrentino e Carraretto, rimane solo Nazareno nel quintetto di partenza, riceve Sorrentino, ultimi 2 minuti del primo quarto, si butta dentro contro Amoni, palleggia resta tiro di Sorrentino allo scadere dei 24, la palla non tocca nemmeno il ferro, controllata poi da Michele Maggioli, è entrato Patrizio Prato in casa dell'Andrea Costa, proprio lui guida la transizione, palla fuori per Amoni, sotto per Maggioli, riapertura per Prato, tripla tentata, a segno da Patrizio Prato, 25-17. Fortitudo che riparte con Sorrentino, gli sporca il pallone De Nicolao che ha fatto il suo esordio anche lui nella partita. Hassan a difendere contro Jonte Flowers, l'apertura in angolo per Carraretto, tiro da 2 punti pulito e cercato, non va a segno, rimbalzo di Amoni che va da Patrizio Prato contro Carraretto, c'è dell'esperienza in questo duello, fallo in attacco di Patrizio Prato, l'esperienza questa volta l'ha sfruttata al massimo il 21 bianco-blu. Sì, diciamo che ha fatto un movimento chiaramente col braccio esterno per liberarsi, Carraretto bravo a cadere, ripeto, non mi sembra neanche questo fischio niente di particolare da contestare né da una parte né dall'altra, si poteva fischiare o non fischiare, è stato fischiato, l'importante come sempre è che il metro venga mantenuto. Sorrentino in palleggio, va da Carraretto, consegnato di nuovo nelle mani di Sorrentino, fuori per Davide Raucci, taglio di Flowers, riapertura di Carraretto, si muove anche Flowers, riceve fallo di Amoni, l'arbitro non fischia, mette palla per terra, riapertura per Raucci, tripla per Davide! Dedica alla fossa, Davide Raucci, la bomba del più 11. Più 11 nuovamente per la Fortitudo, chiaramente 28 punti sono tantissimi e soprattutto solo da 3 punti Imola ha tirato da libero, poi tanta fatica. 3 su 8 da 3 punti per Imola, che ha un 7 su 15 generale dal campo, quindi diventa un 4 su 7 da 2 per Imola, che sta trovando più facile andare sotto, però si ostina a tirare da 3. Amoni in palleggio, riapertura per Prato che ha spazio per la tripla, sbagliata, rimbalzo catturato da Carraretto, l'ultimo tocco è proprio di Amoni, rimessa a Fortitudo, ma prima, scusi se ci ritorno, un'altra grande difesa di Davide Raucci. Adesso bisogna soprattutto fare le cose facili, proprio perché magari l'euforia ti magari fa pensare che devi accelerare, invece no, adesso hai l'ultimo minuto del tempo, devi fare cose facili e anche aspettare 24 secondi e cercare un buon tiro. Sorrentino va da Quaglia, consegnato nelle mani di Flowers, si alza da 3, palla sul ferro, rimbalzo di Quaglia, ultimo tocco di Amoni.
rimessa Fortitudo. Non era proprio l'azione che pensavo io come conclusione, però Quaglia bravo e palla sporcata e quindi 14 secondi per la Fortitudo. 36 alla fine del quarto, rimessa di Gennaro Sorrentino, si muovono tutti, riceve Cararetto, consegnata nelle mani di Quaglia che ha spazio per la tripla. A segno Francesco Quaglia, più 14, 31 a 17 e dall'altra parte De Nicolao a portare la palla, fallo di Cararetto contro Prato, quarto fallo del periodo Fortitudo, l'ultima azione sarà per Imola, anzi no, mancheranno per 5 secondi. Diciamo che la scelta è quella giusta, non hai bonus, cerchi ovviamente di intercettare la palla, buon lavoro di Cararetto, fallo molto ben speso. Rimessa Fortitudo, va Patrizio Prato a batterla, scusate, per Imola, ancora Prato in palleggio contro Cararetto. Fa passare i secondi chiaramente Imola cercando di lasciare poco alla Fortitudo per l'ultima conclusione. Prato sbaglia, recupero di Zonte Flowers, ultimi 7 secondi, non riesce a tenere in campo il pallone, si lancia per riuscire a salvarlo, Zonte Flowers c'è. Sì, tra l'altro Prato non ha cercato il pick and roll, evidentemente non sono neanche capiti i suoi compagni. Obiettivamente che l'Andrea Costa abbia l'ultimo tiro dal punto di vista dei dei del basket non sarebbe corretto perché la palla l'aveva letteralmente gettata al vento, però Flowers non è riuscito a mantenerla bene, quindi 6 secondi e 28 centesimi. Fuori Amoni, dentro Washington, Prato cade, rischia di passi, non fischiano gli arbitri, la palla da De Nicolao a Carvel Anderson, allo scadere dei 24, va a segno, sono 2 punti, Zonte Flowers dice era passi, in effetti era passi, poi si può ragionare sul regolamento, sul fatto che sia un fisico che non ci stia, però in effetti il passaggio di Patrizio Prato arriva con i piedi in area. 31-19 alla fine del primo quarto, bene la Fortitudo in avvio, bene la Fortitudo nell'arco di tutti i 10 minuti, 8 per Daniel, 7 per Leo Candi, 5 per un buonissimo Davide Raucci anche in fase difensiva. Sì, credo che in attacco sia difficile giocare meglio, insomma, rispetto a quello che hai fatto vedere. In difesa sicuramente è stato fatto un buon lavoro, ma credo che si possa fare ancora leggermente meglio, qualche piccola sbavatura, però ripeto, è un primo quarto da 9, insomma 8,5-9, non è proprio perfetto ma ci andiamo molto vicini. L'Andrea Costa cosa deve fare? Innanzitutto perdere meno palloni, questo sarà il suo problema per provare a rientrare nella partita, e poi i 2 americani fino a questo momento, Washington ha segnato sullo scarico e Anderson ha segnato allo scadere, altrimenti erano 0-0. Per Andrea Costa ce ne sono 6 per Michele Mazzoli con 5 rimbalzi, 6 per Norman Hassan con 2 triple e 2 per appunto Leonard Washington e per Patrizio Prato. In casa Fortitudo sta tirando invece con il 65%, 75% da 2 scusate, e 50% da 3, ci sono 3 rimbalzi e 2 assist oltre gli 8 punti per Ed Daniel e ci sono 3 assist già per Matteo Montano, oltre ai 4 punti realizzati. È già in campo la Fortitudo per questo avvio di secondo quarto, si ripartirà con Sorrentino, Flowers, Raucci, Quaglia e Cararetto, quindi ancora quintetto che non cambia e che non varia rispetto alla fine del primo quarto. Vediamo invece quali saranno le scelte di Giampiero Ticchi in casa Andrea Costa. Direi appena scenderanno in campo i giocatori. Sarà rimessa Fortitudo in avvio di questo secondo quarto. Si riparte da Amoni per il momento, primo a scendere in campo, Leonard Washington, sempre De Nicolao, sempre Carvel Anderson e Patrizio Prato, quindi panchina per Hassan e Mazzoli. Vediamo poi quali saranno anche gli accoppiamenti, direi che continuerà la difesa di Davide Raucci su Carvel Anderson, oppure no, potrebbe esserci Zonte Flowers su Anderson e Washington e Davide Raucci su Leonard Washington. Vediamo quali saranno le scelte di Bonizzoli. Intanto Fortitudo in attacco con Raucci, mette palla per terra, va fuori da Cararetto, palla per Flowers, si alza da 3 Zonte, palla che scheggia il ferro, rimbalzo catturato da Washington che consegna immediatamente a De Nicolao, supera la metà campo dopo la pressione di Sorrentino. De Nicolao, hesitation però che continua a palleggiare, consegna nelle mani di Washington, raddoppiato Washington, su di lui rimane solo Raucci poi dopo che Sorrentino si allontana.
Ancora 1 contro 1, Washington dalla media trova un grandissimo canestro che vale il -10 per Imola. Canestro da giocatore NBA, obiettivamente favoloso. Sorrentino in palleggio, va da Jonte Flowers, consegna nelle mani di Raucci, taglio di Flowers, si apre Flowers, mette palla per terra, va da Carraretto, palla sotto a cercare Quaglia contro Amoni, può andare spalle a canestro Francesco Quaglia che sicuramente è più alto, prova il gancio, fallo, canestro, però il fallo è arrivato prima del movimento di tiro di Francesco Quaglia. Sì, Amoni ha fatto fatica a contenerlo, corretta la decisione arbitrale, fallo un attimo prima del movimento offensivo di Quaglia che aveva fatto un bel canestro. Carraretto, da Raucci, concentra nelle mani di Sorrentino, zona per Imola, Quaglia, taglio di Flowers, riceve Flowers, attacca, scarico per Raucci dalla media, Davide, palla che batte sul ferro, questa volta i dai del basket la buttano dentro, pareggiano i conti. Vabbè, 7 punti per Raucci, alla SNAI non erano quotati al 12°. De Nicolao in palleggio, va da Amoni, fallo lontano dalla palla di Marco Carraretto, secondo fallo per Carraretto. Non è la prima volta che gli fischiano questi contatti, è successo anche nelle altre partite. Insomma, Marco Carraretto alla quale nonostante tutto non si perdona nulla, cambio, esce Carraretto, entra Italiano, rialza il quintetto Matteo Boniccioli. Sai, io parto sempre dal presupposto che ogni arbitro, ogni crew arbitrale ha il suo metro. Tu devi capire che metro hanno e capire quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Se ti fischiano 2 falli uguali sei te che sbagli, non loro. Amoni da 3 sbaglia, 0 su 3 dal campo da 3 per Amoni che sta tirando col 20% in questa stagione. Si vede che Imola si fida, continua a tirare. Sì, lui è un tiratore, lui frontale è un giocatore che faceva canestro, perché a questo punto dobbiamo usare l'imperfetto, perché in questo campionato l'ha fatto vedere ben poco. Sorrentino, su di lui c'è De Nicolao, blocco di Flowers, si allacciano Washington e Flowers, Quaglia. Ancora sotto da Flowers contro Washington, gli prende il tiro in faccia, fa un gran canestro, Jonte Flowers più 14, 35-21 e poi fallo, impressione di Gennaro Sorrentino che ha voluto fermare subito l'azione di Imola, ha provato a mettere pressione fin dall'inizio. No, ma ha fatto bene Gennaro proprio perché l'idea della fortitude è chiara, ogni vostra rimessa deve essere una sofferenza e questo è il messaggio che lancia l'Andrea Costa. Ovviamente Imola, guarda anche adesso in questa situazione, costantemente raddoppiato, vogliono ovviamente che la palla non arrivi a un esterno, probabilmente la scelta è di farli rallentare perché Imola chiaramente è una squadra che ama correre. Washington va da Prato, su di lui c'è Jonte Flowers, ancora Prato, virata, va ad andare a canestro Patrizio Prato, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Nazareno Italiano che poi prova a ripartire, guida lui la transizione. Palla in angolo per Flowers, si muove Quaglia, riceve Sorrentino, la palla va da Francesco Quaglia, l'ultimo tocco, prova di snare Sorrentino, palla fuori, rimessa per Imola. Non è stato fortunato Sorrentino nel controllo, non era facile, ma non è stato neanche fortunato. Esce Quaglia, rientra e Daniel, un giudizio al volo su questo Francesco Quaglia che pian pianino si sta ritrovando sempre di più. Sai, non avendo gli anelli in mezzo ai puntini, giochi molto più tranquillo perché sai che i tuoi minuti li hai. Il problema per Quaglia sarà nel momento in cui arriva Amoroso, allora lì vedrai la qualità del giocatore. Transizione vincente firmata Davide Raucci dopo un'altra palla persa in fase di gestione di Imola tra Preti e che è appena entrato in campo e appunto De Nicolao, di nuovo massimo vantaggio Fortitudo 37-21, Washington anticipa Daniel, poi Washington va dentro, fallo di Nazareno Italiano che non aveva preso posizione, chiedono lo sfondo dei tifosi bianco-blu, però Nazareno si accusa immediatamente del fallo. Sì, Nazareno è abbastanza furbo in queste situazioni, anche qua ci poteva stare il fischio, non mi sembra niente di particolare. Quello che è certo è che con questo quintetto ovviamente Ticchi sta cercando di trovare qualcosa che possa migliorare in difesa, perché in attacco più o meno un po' canestro lo fa Imola, ma dietro è un disastro. Si vede Nicolao da sotto, trasforma subito 2 punti, una furia Matteo Boniccioli che si arrabbia con Leonardo Candi che non ha difeso in questa situazione su De Nicolao. Montano va da Raucci, tiene vivo il pallone Davide, sotto per Nazareno Italiano contro Preti, può sfruttare il suo fisico, lo fa, va su con la mancina, interferenza, rimbalzo, non fischiano gli arbitri, il passi di Daniel, fallo in attacco invece fischiano gli arbitri, era nettamente dentro la mezzaluna Leonard Washington, questa è la scelta degli arbitri. Poi c'era passi di Daniel e questo
su questo siamo d'accordo, però insomma il fisico è stato fatto, personalmente non sono troppo d'accordo. Se avessero fischiato passi probabilmente le proteste sarebbero state di natura inferiore. Probabilmente sì, adesso gli arbitri vanno immediatamente a redarguire Matteo Bonicciolli, che ha esagerato la protesta. Ammonizione verbale per Bonicciolli, che poi dice a Daniel continua così. Rimessa laterale per Imola, è il quarto fallo del periodo Fortitudo. Sono passati solamente 3 minuti e 12 secondi all'inizio della partita del secondo periodo. De Nicolao spezza il raddoppio, alza il ritmo, arriva in fondo e Daniel va a stoppare fallosamente. Ancora un fischio contro la Fortitudo, ancora un fischio contro Ed Daniel. Bonus esaurito, esce Quaglia, esce Ed Daniel, entra Quaglia, fallo del giocatore americano. 2 tiri liberi per Francesco De Nicolao. Quando un giocatore vuol fare la guerra agli arbitri perde sempre. Sempre. Per Ed fino a questo momento 8 punti, 3 falli, quindi ci saranno tante motivazioni per Francesco Quaglia e tante responsabilità per lui, perché di fatto è l'unico giocatore, è l'unico 5 a disposizione in questo momento di Matteo Bonicciolli, che con Daniel fuori sbaglia De Nicolao. Intanto ha fischiato un antisportivo, direi, a Daniel. Il secondo è a segno, quindi 1 su 2 possesso per Imola. 37-24 per la Fortitudo, anzi doppio tecnico sia da una parte che dall'altra, perché saranno 2 tiri liberi anche per Matteo Montano, che realizza il primo. Se tecnico ovviamente è un libero solo, Tecnico dunque alla panchina di Imola. Direi che questa è la lettura e fallo su Ed Daniel, trasformato i 2 tiri liberi di Nicolao erano per il fallo subito contro Ed Daniel. Fortitudo in possesso italiano, va da Candi, palla gira per Quaglia, blocco di Quaglia per Montano, si butta dentro Montano, arriva fino in fondo, prova la gran giocata, recupera il suo rimbalzo con la mancina e mette altri 2. Bravo Montano, 40-24, 3 punti di fila per lui. Sì, un canestro, come si dice in questi casi, caparbio. Palla in angolo per Preti, spazio per la tripla sbagliata, rimbalzo di Montano, che poi mette palla per terra, guiderà la transizione, prova a correre la Fortitudo. Imola si è messa bene in fase difensiva, riapertura a cercare Candi, intercetto di Prato che poi corre immediatamente. Candi con un gran rientro tiene vivo ruba questo pallone, però non riesce a tenerlo in campo. Ci sono comunque gli applausi del Paladozza per il 97, playmaker bianco-blu. Infatti, perché un giocatore come Amoroso serve in questa squadra come serve Flowers? Perché poi questa energia che hai in casa la devi avere anche fuori. Allora, per avere fuori magari ti fischiano dei falli in più, devi veramente poter ruotare a 10-11 e quindi sarà un acquisto importantissimo, perché questa energia è importante averla sempre. Amoroso è in panchina a fianco di Luca Campogrande, dietro la panchina bianco-blu, non è chiaramente in roster quest'oggi. Washington rischia di perdere la palla, la perde, recupero di Montano, corre la Fortitudo 2 contro 2, Montano fino in fondo, vuole andare su con la mancina, invece va su con la destra, poco importa, sono altri 2 per Matteo Montano che vola a quota 9, più 18, massimo vantaggio, 42-24. Ripeto, Imola non difende e chiaramente perde anche molti palloni, perché poi il contropiede è anche legato al fatto che non è colpa della difesa, perdi la palla in attacco, vai in situazioni di pari numero 2 contro 2 o addirittura in sottonumero e quindi subisci poi canestri a ripetizione. Ripeto, Imola deve inventare qualcosa, una zona bull, insomma qualcosa deve fare, altrimenti se continua con questo ritmo Fortitudo, se non arriva a 100, a 90 ci arriva. Mazzoli realizza il primo tiro libero, è il lunetta Michele Mazzoli dopo il fallo subito da Davide Raucci, che in maniera intelligente ha negato 2 punti facili al centro di Imola. Altra statistica interessante, Michele Mazzoli tira con 11 su 12 dopo questi errori liberi in stagione. Prima di questa gara era al 100%, tirandone solo 10 in 16 partite. Vabbè, se tiri sempre da fuori poi è difficile, Grande giocata di Leo Candi che illumina la strada per Francesco Quaglia, che schiaccia indisturbato. Più 19, 44-25, difesa allungata, Anderson stavolta spazio,
palla sotto per Washington, va su Washington, anche lui va a inchiodare, altri 2 punti, time out chiesto da Matteo Bonicciolli, 44-27, male la difesa in questo caso. No, ma ha ragione, cioè la partita in questo momento sembra una gara di stagione regolare NBA, no? Dove si va a schiacciare e non si difende nulla. Bonicciolli non l'accetta, ha ragione, il problema è Ticchi deve inventare qualcosa, altrimenti come fa a girare l'inerzia di una partita nella quale la sua squadra è così remissiva dietro? Poi ripeto, nel basket ci sta tutto, ma 44 punti in 15 minuti con tanti canestri facili, insomma voglio dire, qualcosa devi provare a cambiare. Fortitudo che sta tirando con 19 su 29 al campo, cioè 4 su 9 da 3 punti, che vale il 44%, ma soprattutto col 75% da 2. Significa che 15 su 20 sta tirando bene la Fortitudo, ma ha anche tante possibilità di fare canestri facili. Sì, perché sai, canestri clamorosi io me ne ricordo 2, uno di italiano e, correggimi se sbaglio, uno di Flowers. 2 canestri, 44 meno 4 fa 40, il che vuol dire che gli altri 40 tra quelli dalla lunetta e quelli dal campo sono stati di facili per questo livello, perché parliamo sempre di un campionato che è il secondo nazionale. Ripeto, Imola non capisco come possa pensare, se non cambia qualcosa, di recuperare. Quella zonetta che è stata fatta, per esempio, magari uno potrebbe anche provare a riproporla per più minuti. Vedo che invece viene usata solo non sistematicamente, ma a tratti. Difesa allungata per Imola, riceve Raucci contro Leonard Washington, consegnata nelle mani di Leonardo Candi. Riapertura per Quaglia, consegna nelle mani di Montano, batte Hassan, passi. Scelta degli arbitri, infrazione di passi di Matteo Montano e dunque rimessa per Imola. Andiamo a dare un'occhiata alle palle perse della Fortitudo in questo avvio, sono 5, con questa diventano 6 rispetto alle medie alle quali siamo abituati, è una buona statistica. Sì, ma voglio dire, quando tu giochi ai 1000 all'ora è ovvio che ci sta, no? Che le palle hai più possessi, quindi più palle perse. De Nicolao sotto per Washington, riceve, sprazza Raucci, lo allontana. Canestro che vale altri 2 punti per Leonard Washington, che sale a quota 8. Fortitudo in palleggio con Leonardo Candi, supera la metà campo, difesa su di lui di De Nicolao. Arriverà il blocco di nessuno, la palla che si nelle mani di Flowers. Fischio lontano dalla palla. Fallo di Hassan, secondo fallo del periodo di Imola. Fortitudo invece è già in bonus da alcuni minuti e dunque niente tiri liberi ancora per i bianco-blu. Sarà rimessa con Candi che si occuperà di batterla. Così nelle mani di Raucci, palla che gira e finisce per Quaglia, consegnata nelle mani di Flowers. Ecco la zona, esatto, palla sotto a cercare Washington. Direi che non l'abbiamo attaccata nel migliore dei modi per usarlo. Un brutto passaggio, può succedere. De Nicolao penetra, scarica per Hassan, ci pensa un po', poi prende la tripla, la realizza. Terza bomba per Norman Hassan, 44-32, parzialino di 7-0 per Imola. Beh, Hassan, io nella gara del tiro da 3 punti è che se non ha sotto i 23 anni, perché è un 89 se non vado errato, comunque l'avrei visto bene. 90 Norman Hassan, tira da 3 Quaglia, sbaglia, rimbalzo per Imola, rottura prolungata in casa Fortitudo. È una furia Matteo Bonicciolli, che viene invitato a riprendere il posto nel suo settore tecnico. Cioè, ha ragione, è un tiro da 3 punti senza ritmo, senza rimbalzo. Questo qua, voglio dire, si arrabbiano gli allenatori in promozione, figurati in Serie A. De Nicolao va dentro, fallo di Leonardo Candi, ancora fischio degli arbitri, altro palla in altre possibilità di tiri liberi per Imola, altro time out chiesto da Matteo Bonicciolli. Sì, perché voglio dire, con quel tanto che hai fatto in attacco dovresti avere un vantaggio un pochino più ampio. In realtà Imola in attacco comunque non è andato a malaccio, insomma, nonostante tutto il suo lo sta facendo, potrebbe arrivare anche a 40 punti all'intervallo, che non sono pochi se ci pensi. È vero che i ritmi sono alti, però non sono pochi. I problemi Imola li ha dietro e Bonicciolli giustamente dice: oh, se cagliamo le percentuali questi ci vengono addosso, quindi stiamo attenti e regaliamo il meno possibile. Imola sta tirando dal campo con il 52%, 13 su 25, 33 da 3, 33% da 3, 4 su 12 per l'Andrea Costa.
Dicevamo di questo parzialino piazzato da Imola 7-0 fino a questo momento, può diventare 9-0, da più 19 si può arrivare a solo, tra virgolette, più 10, insomma Fortitudo che deve ricominciare a macinare tanto in attacco. Minuto finito e quindi rientreranno in campo le squadre, ancora Quaglia, ancora Raucci, c'è Cararetto con 2 falli, c'è Leonardo Candi e c'è Jonte Flowers. Per la Fortitudo Giampiero Ticchi utilizza qualche secondo in più a sua disposizione per finire di parlare. Vedi Giacomo, con Amoroso Quaglia fa una cosa così, time out e non entra più stasera, cioè capisce che per un lato Quaglia è un vantaggio, no? Sa che può sbagliare perché tanto Daniel non rientrerà prima dell'intervallo a meno che Boniccioli non lo voglia rischiare, però d'altra parte è vero che puoi essere più sereno, ma è altrettanto vero che però se fai delle cavolate non puoi essere sostituito perché un altro 5 non ce l'hai in questo momento, o un altro che può giocare 5, l'italiano è troppo piccolo. 0-2 di Nicolao dalla lunetta, diventa 1-4 della sua gara. Bene per la Fortitudo che rimane sopra i 12 punti. Candida Flowers, si muove Cararetto, riceve ora, si va da Raucci, palla consciata nelle mani di Candi, si alza da 3 senza ritmo Leo, sbaglia, rimbalzone di Jonte Flowers che trasforma, fallo prima dell'azione di tiro. Stavolta non sono d'accordo, è stato talmente rapido Flowers a recuperare la palla e a tirare e secondo me era un'azione praticamente continuata, questa volta non sono d'accordo. Gli arbitri invece sono di questo avviso e dunque sarà solamente rimessa per la Fortitudo, dentro Sabatini e Patrizio Prato, fuori Maggioli e De Nicolao. Fortitudo che batterà la rimessa con Marco Cararetto, 3:15 alla fine del primo tempo. Candi da Raucci, palla fuori per Flowers, sotto per Quaglia contro Washington, spalla canestro Francesco Quaglia, gli ruba la palla a Washington con un fallo, quarto di squadra per Imola che dal prossimo fallo andrà in bonus. È andata bene a Quaglia perché ne stava combinando un'altra. Sarà Candi a battere la rimessa per i bianco-blu. Raucci riceve, consegna le mani di Flowers, poi va a bloccare per il suo numero 24, si apre Raucci, attacca l'area, fuori per Cararetto, in angolo per Quaglia, ultimi 5 secondi, riapertura per Flowers, 4 secondi per chiudere l'azione, si alza da 3 Jonte Flowers, sbaglia 2 volte per la palla rimbalza sul ferro, rimbalzo attacco di Raucci, passi al fischio degli arbitri, sarà rimessa per Imola. Fischio severo, fischio un po' severo per Raucci, probabilmente c'erano ma mi è sembrato un fischio severo. Sabatini allora a guidare il contropiede, a guidare l'azione di Imola, su di lui c'è Leonardo Candi, Cararetto cambia con Sabatini, Washington in palleggio, anzi Leonard sbaglia, rimbalzo d'attacco di Sabatini, recupera la palla Washington, riapre per Prato, col primo passo batte Candi, alza una preghiera cadendo, palla sul ferro, rimbalzo Fortitudo. Grande taglia fuori di Flowers, è decisivo perché sennò stava per uscire un rimbalzo in attacco. Candi da Cararetto, si muove poi Candi sul lato, palla sotto per Raucci, contro Prato, giro sul ferro Raucci, va col gancio, sbaglia, Quaglia rimbalzo d'attacco, ne recupera un altro, bravo Quaglia in questa situazione, poi va fuori da Flowers, va immediatamente a bloccare per lui, si apre Quaglia, mette palla per terra, vuole andare al ferro, fischio degli arbitri, fallo su Francesco Quaglia, canta la lunetta. Sì, buon 1 contro 1 tenendo conto che Quaglia è quasi 2-10, d'altra parte Imola ha abbassato il quintetto, non ha né Maggioli né Amoni, giocano Washington e Prato da lunghi, poi Henderson, Sabatini e San e quindi è chiaro che qualcosa regali sotto il tuo tabellone. Infatti adesso esce Washington, rientra Amoni, 2 minuti all'intervallo, 4-4-3-2 e da qualche minuto che non si segna. Eh sì, Fortitudo che può tornare a segnare dopo una vita, sono 2 tiri liberi per Francesco Quaglia che sbaglia il primo. Fortitudo che non fa canestro da 3 minuti e rotti, l'ultimo canestro è stata la schiacciata di Francesco Quaglia, una vita fa sembra, al di là di tutto. Secondo libero a segno, torna a segnare la Fortitudo sempre con Francesco Quaglia, più 13, 45-32, Gerardo Sabatini. A portare la palla in casa Andrea Costa, arriva il blocco di Amoni. Sabatini passa il spezza raddoppio, apre per Hassan, riapertura per Prato, tripla aperta per Patrizio Prato, errore, rimbalzo di Raucci, palla considerata nelle mani di Jonte Flowers che guiderà la transizione dei bianco-blu.
si apre in angolo Carraretto, c'è il blocco di Raucci, passa dove non c'è il blocco Flowers, riapre per Raucci che stava tagliando verso il centro dell'area, palla fuori, Flowers pareggia questo tiro, tabellata, rimbalzo di Flowers, di Sabatini. Qui mi sembrava fosse infrazione di campo, direi che gli arbitri non hanno considerato l'azione cominciata, e allora buono per la Fortitudo che rimane in possesso del pallone. Kandi in palleggio, blocco di Quaglia, si muove Carraretto, riceve ora, ultimo 1 minuto e 15 secondi di quarto. Flowers prova a cercare il taglio di Davide Raucci, palla persa, cambio, direi che uscirà Jonte Flowers. Beh, è chiaro che adesso in questo momento la Fortitudo deve stringere i denti dietro, non deve far avvicinare l'Andrea Costa, deve mantenere almeno questi 13 punti di vantaggio, perché sai, non si sa mai. Adesso la squadra in attacco è calata moltissimo da quel famoso time out, è un'altra partita, si segna poco, anzi per la Fortitudo non si segna niente, un libero di Quaglia. Non è che l'Andrea Costa stia facendo molto meglio, però ripeto, se abbassi il punteggio e intanto ne hai 13 di vantaggio è meglio, ovviamente. Assolutamente sì, time out in campo. E allora diciamo 2 parole anche su questa sfida tra i playmaker bolognesi. Da una parte Gerardo Sabatini, dall'altra Leonardo Kandi. Ieri Matteo Bonizzolli ha detto: è la dimostrazione che Bologna è una vera e propria fucina di talenti per la pallacanestro anche nazionale, e questo è sicuramente un merito per la città. Sì, Sabatini è stato sempre abituato nelle giovanili Virtus a essere un playmaker di rottura, uno che si è sempre guadagnato i minuti perché aveva un cognome ingombrante e quindi tutti i minuti se li è sempre guadagnati sul campo, non gli hanno mai regalato nulla, è stato decisivo in uno scudetto giovanile e ripeto, un giocatore che ha caratteristiche molto particolari. Io non credevo riuscisse mai a giocare da protagonista in A2, lo sta facendo, ha ragione lui. Poi è chiaro che i limiti rimangono, però a 21 anni può ancora migliorare tanto. Bonizzolli ieri ha detto è un ragazzo che ha avuto una crescita intelligente da quando si è approcciato alla prima squadra, perché a parte quale comparsa con la Virtus ha giocato in Fortitudo 2 anni fa in quarta serie, l'anno scorso a Treviglio in terza serie, quest'anno a Imola in seconda serie, quindi una crescita costante guadagnata mattoncino dopo mattoncino. E allora Gerardo Sabatini, merito suo se adesso fa il playmaker titolare in questa squadra che è seconda in A2. Si riparte con Amoni, palla in lato per Sabatini, su di lui c'è Leonardo Kandi, ultimi 10 secondi dell'azione, taglio di Amoni sul lato, sbaglia, anzi arriva la stoppata di Raucci che poi guida la transizione. Montano dall'altra parte, palleggia Montano, va fino in fondo, vuole appoggiarsi tabellone, sbaglia, rimbalzo contestato tra Hassan e Quaglia, l'ultimo tocco è di Norman Hassan, rimessa Fortitudo. Sì, Sabatini aveva dato un cioccolatino che andava solo scartato e mangiato. Amoni sembravo io, ecco, io lo posso fare, lui no. Carraretto riceve dalla rimessa di Kandi, palla fuori per Montano, ultimi 40 secondi di primo tempo, chiama lo schema Montano, ultimi 7 secondi, doppio blocco per Matteo Montano, passa dal lato di Quaglia, può attaccare Amoni, arriva fino in fondo, palla sotto per Raucci, non la prende nessuno, infrazione di 24 secondi, Matteo Bonizzolli dice usa la testa, palla persa Fortitudo, si ripartirà dalla rimessa per Imola, poi l'ultimo attacco sarà per i biancoblù. Allora, se i primi 15 minuti sono stati forse i migliori dell'anno o tra i migliori dell'anno, questi ultimi 5 del secondo quarto sono tra i peggiori con tante porcherie. Sabatini contro Carraretto, lo batte, fallo di Carraretto. Lunetta per Gerardo Sabatini, lo può portare a meno 11 i suoi, 45-32. Ultimi 23 secondi di primo tempo e dunque sarà poi per la Fortitudo l'ultimo attacco con tutti i 24 secondi a disposizione, però attenzione perché per Carraretto questo è il terzo fallo, così come prima sarà stato il terzo di Ed Daniel. Sì, non è entrato in partita Carraretto questa sera, è l'unico giocatore della Fortitudo che non è entrato in partita. Sabatini realizza il primo tiro libero. Primo punto per Gerardo Sabatini. Secondo libero a segno per Gerardo, che comunque questi ferri li conosce per una stagione passata con la biancoblù nel 2013-2014. Fallo di Sabatini contro Kandi. E allora altri liberi in questo primo tempo che saranno nelle mani di Leo Kandi, che ne ha segnati 7 di punti in questi primi 20 minuti. Ha rischiato l'antisportivo, è vero che non lo fischiano mai, però ha tentato lo sgambetto, quindi voglio dire, perché? Cioè è stato battuto, ha provato una cosa che andava secondo me punita con l'antisportivo. Io so che questa è una battaglia persa, però quando tu sgambetti, secondo me, a prescindere
che sei il primo o l'ultimo uomo devi subire l'antisportivo. 1 su 2 per Leo e allora 46-34 più 12 Fortitudo, ultima azione del primo tempo. Prato contro Montano. Fuori per Henderson, arriva al blocco alto di Amoni, anzi no, vuole andare in isolamento. Kervel Henderson contro Davide Raucci negli ultimi 4 secondi. Henderson contro Raucci, si alza da 3 punti. Henderson palla sul ferro. Altra grande difesa di Davide Raucci. È voluto andare con l'isolamento Kervel Henderson, la palla è finita sul ferro. 4-6-3-4 alla fine del primo tempo. Il tuo commento al volo di questi primi 20 minuti di gioco? Diciamo che Raucci ha permesso alla Fortitudo di vivere dietro ad non avere grossi problemi, perché Henderson è fermo a solo 2 punti ed era il pericolo pubblico numero 1. Per 15 minuti l'attacco della Fortitudo ha fatto la differenza e la difesa il suo l'ha fatto, ripeto, Raucci più del suo, gli altri più o meno. Adesso c'è un problema, gli ultimi 5 minuti del secondo quarto la Fortitudo non ha fatto neanche un canestro e su quello presumo si concentrerà Boniciolli all'intervallo nello spogliatoio. 2 punti per 2 tiri liberi, uno di Quaglia e uno di Leonardo Candi nel finale. Noi andiamo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra qualche minuto per leggere le statistiche di questo primo tempo, per anticipare il secondo e poi per vivere insieme il secondo tempo di Eterneti e Fortitudo, Andrea Costa Imola. A tra poco. Si ripartirà da 3 falli di Carraretto e 3 falli di Ed Daniel, che entrambi però partono in quintetto. Chiaramente l'Andrea Costa andrà tanto sotto da Michele Maggioli per cercare di caricare Ed Daniel di falli. Lo stesso cercherà di fare la Fortitudo, però Maggioli ne ha commesso solo uno fino a questo momento. Si riparte con la palla nelle mani di Kervel Henderson, su di lui c'è Raucci. Sabatini in possesso di palla. Riceve Washington, riapre per Hassan, su di lui Carraretto. Hassan spalla a canestro, continua a tenere bene il perno Hassan. Palla fuori a cercare Henderson, mette palla per terra contro Raucci. Ultimi 5 secondi dell'attacco di Imola, si alza da 3 punti a lontanissimo. Questa volta la palla sfiora al ferro, però è tenuta viva da Gerardo Sabatini. Fischio degli arbitri, infrazione di 24, rimessa Fortitudo. Ho avuto un'allucinazione, io ero convinto che la palla al ferro l'avesse toccato. Anch'io. Però visto che nessuno protesta, evidentemente abbiamo avuto un'allucinazione noi. Candi sotto per Ed Daniel, l'ultimo tocco è proprio del ragazzo con la canotta numero 2, dunque altra persa Fortitudo, altra rimessa per Imola. Iniziato da 30 secondi questo secondo tempo, 0-0 il parziale. Sì, 2 porcherie, diciamolo col suo nome, uno un tiro da 8,5 metri e l'altro Daniel che non tiene in mano un regalo che gli aveva fatto Candi. Henderson in palleggio. Si muove Hassan, esce dai blocchi di Sabatini, palla sotto per Washington contro Italiano. Attenzione alla fisicità di Leonard Washington che attacca Italiano, si ferma, scarica ancora fuori per Hassan, non ha costruito Imola, ultimi 4 secondi, altro tiro da lontanissimo di Norman Hassan, altro errore questa volta, il rimbalzo è catturato da Leonardo Candi, Fortitudo può organizzare il suo attacco, vuole il giro Matteo Boniciolli, riceve Raucci, riceve Candi, palla poi sul lato dove c'è Carraretto, era scivolato Hassan, non se ne è accorto Carraretto, palla sotto per Candi, palla alzata per Ed Daniel, anche questa volta errore di Locandi in questa scelta. Riparte Imola, Henderson, palleggio, arresto tiro dalla media, palla sul ferro, rimbalzo di Ed Daniel, ci vuole calma, Boniciolli dice qualcosa a Leonardo Candi che adesso guiderà nuovamente l'attacco dei suoi. Ma è chiaro che l'obiettivo è facciamo entrare in partita Daniel, ma io direi facciamo entrare in partita anche Carraretto. Carraretto da Daniel, proprio i due che hai chiamato, ultimi 7 secondi, Daniel dalla media, tiro che ci sta, tiro che va a segno, grande qualità in questa scelta di tiro di Daniel, lo sta sviluppando e questa sera è 2 su 2 in quelle conclusioni. Ti dico, quando gliel'ho visto fare la prima volta mi sarei suicidato, invece con questo tiro che salta alla Gazzetta dello Sport, però dal gomito, insomma dal mezzo gomito fa veramente sempre canestro. Henderson contro Carraretto, palla fuori per Washington, era Hassan scusate non Henderson, Washington mette palla per terra contro Italiano, lo fa saltare, gli prende il tiro in faccia, altro gran canestro di Leonard Washington che tocca quota 10 punti in questa partita, è il secondo andare in doppia cifra, dopo è Daniel. Candi, Daniel contro Maggioli,
mette palla per terra, lo batte, fallo di Michele Mazzoli, rimessa per la Fortitudo, primo fallo del periodo di Imola, primo fallo del periodo di questa partita. È chiaro che se ha lo spazio per attaccarlo Daniel fa bene, perché Mazzoli non lo, come fa a tenerlo? Daniel corre come una guardia. Kandi a battere la rimessa, palla fuori per Raucci che riceve, 14 secondi per l'azione Fortitudo. Daniel in palleggio contro Washington, prova ad aggirarlo, palla fuori per Cararetto, la palla gira su Kandi, si butta dentro Kandi, stoppata di Washington, la palla finisce nelle mani di Italiano, si alza da 3 Nazareno, palla sul primo ferro, rimbalzo di Sabatini che vuole correre, Henderson contro Cararetto, fallo di Cararetto, diventano 4 i falli del capitano bianco-blu. Cosa fa Bonicciolli? Lo cambia o non lo cambia? Sinceramente Cararetto, giustamente la logica sarebbe di cambiarlo, infatti lo cambia, però non è entrato in partita e rischia che quando rientrerà non lo sarà mai, però è un giocatore talmente esperto che magari quando rientrerà darà 2-3 minuti di qualità. Entra Matteo Montano al posto di Marco Cararetto, rimessa laterale per Imola, della quale si incaricherà Carvel Henderson. Palla a Gerardo Sabatini, su di lui difende Leonardo Kandi, Sabatini in palleggio, Kandi con una grande pressione prova a rubargli il pallone, Sabatini passa, lo sei nelle mani di Hassan, si muove Henderson, ancora Hassan in palleggio, spezza la doppia, va dentro, Italiano prova a stoppare, intercetto, il rimbalzo controllato da Washington che tiene vivo questo pallone, cronometro di 24 che viene azzerato, applaudono i tifosi di Imola, Sabatini contro Kandi, si butta dentro Gerardo con la sua fisicità, va dentro, errore, rimbalzo attacco catturato, altro errore, alla fine controlla Italiano che guida il contropiede, vuole correre Nazareno contro Hassan, fino in fondo Italiano, va fino al canestro, 2 punti di voglia di Nazareno Italiano. Vabbè, aveva iniziato bene la partita, poi era calato anche facendo molta panchina, adesso un bel canestro che è molta fiducia per lui. Mazzoli, palla per Washington, ancora Washington contro Italiano, si alza da 2 punti, questa volta il canestro non va, palla recuperata da Daniel e poi Montano dall'altra parte, Italiano ha fiducia, si alza da 3, palla sul ferro, il rimbalzo controllato da Mazzoli, Bonicciolli si gira verso la sua panchina, verso i suoi collaboratori. Ma Moroso non c'è, quindi non può farlo entrare. Sabatini in palleggio, così nelle mani di Hassan, blocco di Mazzoli, palla fuori per Henderson, non si alza da 3, Raucci attaccato a lui, mette palla per terra, Henderson va dentro, vuole arrivare al ferro, lo trova. Qua chiaramente il fatto che Daniel abbia 3 falli si sente come nel momento in cui un giocatore va dentro. Chiaro, diciamo che Henderson ha fatto una cosa intelligente, non ha voluto forzare il tiro, si è buttato dentro, ha visto che c'era un'autostrada, bravo lui. Dall'altra parte ecco, diciamo che la dinamicità di un lungo come Daniel in queste categorie secondo me fa sempre la differenza. Canestro e fallo per Daniel dopo l'assist di Matteo Montano, 52-38 a favore dei bianco-blu, sarà rimessa, sarà canestro, sarà tiro libero per Daniel dopo il canestro realizzato e il fallo subito. Vola a quota 12 che possono diventare 13, per il momento è il miglior marcatore della partita, punteggi individuali, punti individuali che sono abbastanza distribuiti tra i giocatori della Fortitudo, ce ne sono 9 per Montano, 8 per Kandi e 9 anche per Davide Raucci. Daniel con l'aggiuntivo che va a segno, dunque più 15, 53-38 a favore dei bianco-blu. È rientrato Di Nicolao che porta la palla nella metà campo avversaria, palla da Washington, Italiano difende forte, Daniel con l'anticipo contro Amoni, può ripartire la Fortitudo, Raucci in palleggio, ribalta il lato, anzi no, va da Montano che adesso vuole ragionare, ci sono 16 secondi per creare qualcosa, blocco alto di Daniel, passa sul blocco Montano, palleggio, arresto e tiro dalla media, palla sul ferro, Italiano con un gran rimbalzo d'attacco e allora cronometro che viene azzerato a 14, consegna nelle mani di Kandi, applaude il Paladozza, ne rimangono 7, altro blocco di Daniel, Kandi, palleggio, arresto, tiro, altro ferro, altro rimbalzo di Nazareno Italiano che è ovunque. E affida ancora Montano, blocco di Raucci, blocco di Daniel, ancora Montano, mette palla per terra, però giocare a 2 con Daniel, la palla però rimane lì, vuole un fallo Montano, non fischiano gli arbitri, Amoni dall'altra parte, consegna da De Nicolao, gira, Henderson, spazio per la tripla, va da Hassan, a metri Norman Hassan, palla sul ferro, rimbalzo di Daniel, 0 su 3 di Norman Hassan da 3 in questo secondo tempo. Però non ha tirato frontale, lui ha fatto 3 su 3 praticamente da frontale, 0 su 3 nelle posizioni di guardia o di ala. Raucci contro De Nicolao, lo attacca al mismatch, sbaglia, Daniel prova a toccare anche questa, la palla però è fuori, sarà rimessa per Andrea Costa, cambio in casa Fortitudo, entreranno
Francesco Quaglia e Gennaro Sorrentino. Mi sembra che zoppichi Davide Raucci, cerchiamo di capire se è un problema fisico il suo oppure è semplicemente una scelta tecnica legata alle rotazioni. Al loro posto esce anche Candy, al loro posto Sorrentino, Flowers e appunto Francesco Quaglia. C'è il ghiaccio dato a Davide Raucci. Sì, da segnalare che Henderson ha rinunciato da libero a un tiro da 3 punti e questo secondo me è una grande vittoria per la difesa della Fortitudo. Amoni contro Quaglia, si muovono tutti, si muove Washington che riceve, subito Italiano ad aggredirlo, Montano strappa questo pallone, la palla però è fuori, l'ultimo tocco è proprio di Matteo, rimessa per l'Andrea Costa. Sì, Imola ha segnato 4 punti in 5 minuti, credo che sia quasi 6, credo che sia molto contento Buriccioli. Rimessa laterale, riceve Washington contro Sorrentino, fallo di Gennaro, secondo fallo del quarto Fortitudo, ha completamente perso il tempo per rimanere attaccato al suo marcatore Gennaro Sorrentino. E allora altro fallo, rimessa ancora per l'Andrea Costa, secondo fallo del periodo Fortitudo. Imola invece, anche Imola ne ha commessi 2 in 6 minuti. Comunque, come ti avevo detto, se il punteggio rimane basso, che si è abbassato, la Fortitudo ha solo da guadagnarci. Bel canestro di Carvel Henderson che riceve direttamente la rimessa, si appoggia al tabellone, ne realizza 2 più 13, Fortitudo 53-40. Siamo entrati nella seconda metà del terzo quarto. Quaglia molto lontano da canestro contro Amoni, va da Sorrentino, piazza il blocco per il suo playmaker, ancora Sorrentino a tenere vivo il palleggio, arresto, tiro di Gennaro, conclusione pulitissima che ha sviluppato anche lui con grande qualità in questa prima parte. Era ancora 0, giustamente si è sbloccato. Scrive la partita Gennaro Sorrentino, De Nicolao sotto per Washington, su di lui c'è Italiano, Washington contro Italiano, lo aggira, va a appoggiare al tabellone, sbaglia, De Nicolao recupera il rimbalzo, Amoni fa saltare tutti, va da Henderson, questa volta la tripla se la prende, la sbaglia, lotta contro 3 uomini, Jonte Flowers recupera il rimbalzo, transizione Fortitudo, Montano sotto per Quaglia, non si prende il tiro, vuole attaccare il canestro, spinge tutti, alla fine sbaglia, la conclusione da vicino, Francesco Quaglia, rimbalzo di Washington. Bonicciolli secondo me su questa azione di Quaglia l'avrebbe steso al tappeto perché ha rovinato una giocata offensiva perfetta, però vabbè, insomma, sono cose che succedono. Dall'altra parte ancora palla persa da Imola, 6 punti in 7 minuti, direi che ci siamo. Chiaramente per chi segue la Fortitudo come tifo, per chi segue invece l'Andrea Costa, ripeto, non deve cambiare qualcosa, non so però che cosa. Palla nelle mani di Gennaro Sorrentino, 9-6 il parziale di questo terzo periodo, ultimi 2 minuti e 55 di gioco. Italiano in punta contro Washington, 12 secondi per chiudere l'azione, palla che si apre per Quaglia, riceve Montano, raddoppiato Montano, Prato su di lui, Montano vuole attaccare il canestro, fallo di Sgorbati e dunque ancora rimessa per la Fortitudo. Si è fatto male a un dito Matteo Montano, c'è un cambio, rientrerà Gerardo Sabatini al posto di Leonard Washington. Allora abbassa il quintetto Giampiero Ticchi, in campo sostanzialmente 3 playmaker in questo momento, De Nicolao, Sgorbati e Gerardo Sabatini. Quaglia riceve sotto, va a depositare altri 2 punti, Francesco Quaglia e allora più 17, la Fortitudo ritrova un buon margine di vantaggio. Sì, Quaglia si è rifatto dell'errore fatto in precedenza, adesso più 17, bisogna semplicemente difendere. Palla nelle mani di De Nicolao che ha spazio per la tripla, la sbaglia, spinge, forse Sgorbati contro Quaglia, riceve, tiene vivo però il palleggio, palla riaperta per Prato che ha spazio per la tripla, questa volta la tripla a segno, 57-43 per l'Eternedile. Ho sbagliato dicendo che Sgorbati è un play, sicuramente gioca da... No, Sgorbati gioca 3 ruoli, può giocare da 1, da 2, da 3, 1,95 m. Imolese con settore giovanile della BSL per tanti anni, ma lui è Imolese Doc. Da segnalare che Imola ha segnato 5 bombe, 3 a San, 2 Prato, 0 Henderson. 5 subentri da 3 punti per Imola, al momento è il 25%. Palla persa di Gennaro Sorrentino che commette infrazione di passi nel momento in cui mette palla per terra, sarà rimessa per Gerardo Sabatini che affida a De Nicolao. Sono Amoni e Prato insieme ai 3 ragazzi citati in precedenza. Fallo ancora della Fortitudo, questa volta il fallo è di Gennaro Sorrentino, è il terzo per lui, bonus non ancora esaurito per la Fortitudo. Con questo ha commesso il quarto fallo del suo periodo, il terzo fallo del suo periodo, scusate, e quindi a 1,47 dalla fine rientra in campo Leonardo Candi proprio al posto di Gennaro Sorrentino.
tanta energia dietro, ripeto, sono le cose che vogliono tutti gli allenatori e quindi tutto sta andando come doveva andare per il momento. Riceve Prato, si alza da 3 punti con le mani in faccia, sbaglia la conclusione, c'è però il fallo di Nazareno Italiano, quindi 3 tiri liberi per Patrizio Prato, è il terzo fallo di Nazareno Italiano. Saranno 3 liberi per Patrizio Prato che in questo momento sta caricandosi la squadra sulle spalle, dall'alto chiaramente della sua esperienza e del ruolo che ricopre in questa squadra. Sì, tenete conto che Imola ha solo Washington in doppia cifra con 10 punti, come la Fortitudo ha solo Daniel con 13, il problema ovviamente è la distribuzione diversa, quindi veramente bene tutta la Fortitudo perché comunque in attacco a rotazione tutti hanno dato qualcosa che è assolutamente importante se si vuole fare un campionato di un certo livello. Andiamo a leggere i risultati degli altri campi. Legnano sta perdendo in casa contro Ferrara 61-56, Ravenna sta vincendo di 16 scusate, contro Iesi 62-46, Matera Brescia 6-7-7-2, quindi parità tirata per il momento a Matera. Roseto vince di 16 in casa contro Verona. Recanati Treviso sta vincendo Treviso 61-49, Mantova sta perdendo a Trieste 51-47. Chieti Treviglio sono sul 60-53 all'alba del quarto periodo e poi come detto Bologna e Imola sono sul 57-43. Risultati interessanti, la vittoria momentanea di Roseto contro Verona, scusate, e il fatto che Matera sia ancora lì in partita contro Brescia. È un testa a coda, insomma più 5 solo tra virgolette di Brescia, vuol dire che siamo partiti. Beh, tieni conto che la pausa può aver creato qualche scompenso, cioè nel senso che è la prima vera pausa della stagione, sei stato fermo dal 6 a oggi, ci può stare che magari qualcuno abbia un po' perso il ritmo, magari dando qualche giorno di riposo ai ragazzi, quindi non sono per nulla sorpreso delle sorprese. 2 tiri liberi per Prato, anzi 3 scusate, era il fallo da 3 punti di Nazareno Italiano, sbaglia il primo Patrizio Prato, è entrato sul parquet Davide Raucci, quindi direi che i problemi fisici erano solo momentanei. Il secondo libero è a segno per l'ex giocatore anche della Virtus, di Avellino, di Cantù, di Rieti, insomma ha giocato abbastanza in Italia Patrizio Prato, tornato in Argentina, poi tornato a Imola lo scorso anno. 2 su 3 dalla lunetta per il capitano e dunque 57-45 e Sciamoni, rientra Maggioli, alza il quintetto Giampiero Ticchi. Ma il problema è che fino a questo momento che il quintetto migliore è quello con il quintetto con Washington da 5, mentre chiaramente aveva dei limiti in attacco ma ha funzionato in difesa. Adesso ripeto, Ticchi deve fare delle scelte, ma siamo sempre 10, 12, 15, non c'è in questo momento una scintilla, poi magari arriva. Palla persa dalla Fortitudo e allora ancora Imola in palleggio, fallo di Raucci che arriva con troppa irruenza contro Patrizio Prato e allora altri liberi per Davide Raucci, più 12 Fortitudo, Imola può tornare a più 10 dopo essere stata sotto anche di 17 punti, eravamo 57-40, parzialino di Imola. Sì, questo è per esempio un errore, cioè Raucci non ce n'era bisogno, sei in bonus rischi troppo. Realizza il primo Patrizio Prato, che sta continuando a segnare punti, può andare in doppia cifra con l'eventuale secondo assegno, è a quota 9 adesso. Secondo libero per Prato, indicazioni di Federico Politi a Matteo Bonicciolli, secondo libero assegno, dunque doppia cifra per Patrizio Prato, difesa allungata per Imola, 57-47, 1-31 alla fine del terzo quarto. Candi riceve, sarà lui a portare la palla nella metà campo di Imola. Daniel sulla linea da 3 punti, riceve Montano, mette palla per terra Matteo, va da Davide Raucci, sul lato Raucci, va da Daniel, ancora lontano da canestro, 7 secondi per chiudere l'azione, si butta dentro Daniel, gran canestro prendendosi il centro dell'area contro Michele Maggioli, 15 per Daniel. Adesso voi mi spiegate cosa c'entra Daniel con la 2. E adesso lottano Daniel e Mazzoli, alla fine arriva il fischio a favore della Fortitudo, si sono allacciati i due, c'era da dire che prima o poi in questo duello un fischio sarebbe arrivato, è arrivato contro Mazzoli, buono per noi. Sì, chiaramente tutti e due accentuano molto, come normale che sia, sono tutti e due esperti,
una volta è stato pulito Daniel, questa volta Maggioli, ma ripeto, adesso attenzione perché c'è il quintetto piccolo di Ticchi che aveva funzionato benissimo nel secondo quarto, negli ultimi 5 minuti. E senza Kervel Henderson, e allora Leonardo Candia a battere Gerardo Sabatini, 20 secondi per l'azione Fortitudo, Daniel va da Raucci, si apre Montano che riceve, sotto lob per Daniel che riceve, palla, chiudere il triangolo con Raucci, grande stoppata di Leonard Washington, che quel pesta alla linea, sarà rimessa per la Fortitudo, però questo triangolo giocato dai bianco-blu aveva portato una decente conclusione per Davide Raucci, però bisogna fare i conti con Leonard Washington da sotto. Vabbè, d'altra parte sono anche 7-8 centimetri. Candia a battere questa rimessa, ultimi 8 secondi per l'azione Fortitudo, riceve Daniel sull'arco della linea di 3 punti, va da Flowers, ultimi 3 secondi, attacca il canestro Zonte, step back, palleggio, arresto tiro, che canestro, che qualità. Ha fatto solo 2 canestri, ma sono stati clamorosi. Grande, complimenti a questo ragazzo, grande qualità. Leonard Washington dall'altra parte va ad inchiodare la schiazzata dopo l'assist di Gerardo Sabatini, ultimo possesso del periodo, 16 secondi per chiudere la partita, il terzo quarto, scusate. Candy in mezzo a 4 maglie rosse, riesce a gestirla alla grande, e allora 9 secondi per l'azione Fortitudo, blocco di Flowers per Candy, si apre Flowers, spazio per la sua tripla, palla sul secondo ferro, Candy lotta a rimbalzo, controlla Washington, sirena del terzo periodo. De Nicolao ci prova dalla sua linea del tiro libero, la palla tocca la struttura alta del canestro, 6-1-4-9 più 12 Fortitudo alla fine del terzo periodo, un terzo periodo giocato molto anche dal punto di vista delle emozioni e dalle squadre che si sono affrontate a viso aperto. La considerazione più banale è che è finito il terzo quarto come il secondo, cioè 15-15, quindi 2 quarti centrali, siamo 30-30. Il problema qual è? Ovviamente che Fortitudo accelera e Andrea Costa torna, a Fortitudo accelera, l'Andrea Costa si riavvicina. Il problema è che quando si riavvicina molto, si avvicina a meno 10, perché comunque ha sulle spalle quei 31 punti del primo quarto. Quindi per il momento la partita si è decisa, non dico lì, però lì hai dato una bella botta. Brava Imola a non crollare, perché il rischio è quello di prenderne 20, brava la Fortitudo a reggere le controfolate dei biancorossi di Ticchi. 15 con 8 rimbalzi per Daniel, 8 per Candy, 9 per Montano, 9 per Raucci con 5 rimbalzi, 6 per Nazareno Italiano. Il quintetto della Fortitudo veramente positivo fino a questo momento. Dalla panchina ci sono gli 8 per Quaglia, i 4 di Jonte Flowers di pura qualità. Per Imola ce ne sono 12 di Leonard Washington e 10 di Prato dalla panchina. Ce ne sono invece 7 per Michele Maggioli e 6 per Kervel Henderson, 9 per Norman Hassan, che ha sbagliato 3 conclusioni aperte nel terzo periodo, 3 conclusioni da 3 punti. Rimane l'incognita Kervel Henderson in casa Imola, solo 6 punti segnati rispetto ai 18 di media che segna lui in campionato. Lui che tra le altre cose tira con il 43% da 3 ed è quinto per percentuale da 3 punti di tutta la serie A2 girone est. Si ripartirà con Flowers, Sorrentino, Montano, Raucci e Daniel da una parte, e dall'altra invece Prato, Sgorbati, Sabatini, De Nicolao e Leonard Washington. Riceve Sorrentino, palla in angolo subito per Montano, che batte con un gran primo passo. De Nicolao va a segnare perché l'opposizione di Leonard Washington arriva dopo e la palla era in parabola discendente. Subito 2 punti, 6-3-4-9. Secondo giocatore della Fortitudo in doppia cifra, Montano sale a quota 11. Difesa allungata della Fortitudo con De Nicolao a dover superare la metacampo dopo la pressione di Sorrentino e Montano. Sabatini va fino in fondo, fallo di Daniel che toglie la maniglia al playmaker avversario. Bonicciolli è una Sorrentino. Sì, allora sì, scusate per l'imprecisione. Quarto fallo di Gennaro Sorrentino. Però di Sabatini, queste sono le sue giocate, cioè spezza il gioco, si butta dentro, è velocissimo, salta a fisico e Sorrentino lo tiene. Però il problema è un giocatore, ripeto, secondo me bravissimo di rottura e stasera non è riuscito a fare bene quello che sa fare bene. 1 su 2 per Gerardo Sabatini, 6-3-5-0, ultimi 9 minuti e 40 secondi di partita.
Quarto fallo di Gennaro Sorrentino, come 4 ne ha Carraretto. Montano alza la layup per Daniel che sbaglia, per Flower scusate, sbaglia, poi anche Raucci sbaglia il tap-in, e allora Imola può ripartire con De Nicolao contro Montano, gli ruba la palla Matteo Montano, poi parte in contropiede, Sabatini non può far fallo, va a depositare Montano dopo la rubata, giocata intelligente, bravo Montano a rubare contropiede e fare contropiede. Vabbè, abbiamo detto tutta la partita, qualche problema di playmaking dell'Andrea Costa, troppe palle perse a metà campo, sicuramente causate dall'intensità della Fortitudo, ma non solo da quello. Primo fallo della partita di Matteo Montano, e dunque secondo del quarto per la Fortitudo, che torna a più 15 in questo avvio di quarto periodo. Rimessa laterale per Imola che rimette sul parquet Carvel Henderson insieme a Prato, Sgorbati, Sabatini e Leonard Washington. Riceve ora Henderson, va da Sabatini, mette palla per terra contro Sorrentino, riapre per Prato che ha spazio per la tripla, la segna Patrizio Prato, e allora 6-5-5-2. Montano da Sorrentino, sarà lui a organizzare l'azione dei bianco-blu offensiva. Palla in angolo per Montano, zona 2-3 per Imola. Daniel, taglio di Raucci, va dentro Davide, segna, subisce il fallo, canestro aggiuntivo, altro gioco da 3 punti di Davide Raucci, bravissimo a trasformare. Buonissima lettura offensiva, molta pazienza, taglio di Raucci che è arrivato al ferro, anche lui in doppia cifra, 11 punti, ripeto, il migliore nel complesso, anche se Daniel ha fatto cose clamorose, ma Raucci ha avuto il merito di spegnere Henderson. Libero aggiuntivo per Davide che va al segno, dunque Fortitudo che torna di nuovo sul più 15 con un'altra giocata da 3 punti. Sabatini in palleggio, va da Henderson, su di lui c'è il cambio, c'è Flowers adesso su Henderson, riceve Washington contro Daniel, taglio di Prato, piede, infrazione di piede fischiata alla difesa Fortitudo, e dunque sarà rimessa per Imola col cronometro che viene azzerato 14 secondi. Ecco, per esempio, su questa regola non sono d'accordo, cioè tu fai infrazione di piede, perché devi avere un vantaggio a 14 secondi, cioè che crei fretta all'attacco? Questa secondo me è una regola sulla quale non sono d'accordo. E riceve ancora Carvel Henderson, su di lui c'è sempre Davide Raucci. Henderson vuole andare in angolo da De Nicolao, la tripla aperta, Sabatini scusate, la bomba di Gerardo Sabatini che nel frattempo va a quota 6 punti in questa partita. 6-8-5-6 più 12 Fortitudo con un altro gioco da 3 punti per Imola. Flowers da Daniel, si muove Raucci, Daniel lontano da canestro, va al lato opposto dove c'è Montano, fallo in attacco fischiato alla Fortitudo. Gli arbitri non vogliono sentire le proteste di Davide Raucci, blocco in movimento per Davide Raucci e per Davide, anche lui è il quarto fallo della partita. Rientrerà Carraretto, anche lui con 4 falli. Ecco il momento decisivo, attenzione, Andrea Costa a zona, Carraretto che è il miglior tiratore soprattutto contro la zona, proprio perché sugli scarichi è devastante, non è entrato in partita, qui ci potrebbe essere la svolta in un senso o nell'altro. Sabatini da Washington prova a giocare contro Daniel, Daniel gli strappa il pallone, però l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa per l'Andrea Costa. Attenzione ai falli, anche perché la Fortitudo ne ha ben 3 con 4 e ne ha 2 con 3 falli. Ci sono Italiano e Daniel con 3 falli, ce ne sono 4 invece per Sorrentino, Carraretto e Davide Raucci, che adesso lascia il campo per Nazareno Italiano. Rimessa laterale dal fondo per Imola, 3 falli commessi dalla Fortitudo, 1 da Imola, riceve Henderson, su di lui c'è Jonte Flowers dopo l'uscita dal campo di Raucci, tripla di Henderson, non va, il rimbalzo di Ed Daniel che controlla e consegna a Sorrentino che organizzerà l'attacco per i bianco-blu. Voglio la bomba di Carraretto, forza! E allora vediamo se arriverà, adesso Carraretto è in possesso di palla. No, tornata uomo. Esatto, c'è l'uomo per Imola in questo momento, Daniel dalla media, palla sul secondo ferro, fallo a rimbalzo di Italiano, attenzione! Quarto anche per Nazareno, quarto del periodo della Fortitudo. E allora qui la situazione bonus si mette male per la Fortitudo, anche se mancano 7-28 alla fine. Sono giocatori che hanno commesso solamente uno, come Candidi e Montano, però sotto canestro Raucci a 4, Italiano a 4, Daniel a 3. Comincia a poter essere un problema da qui alla fine per i bianco-blu. Sabatini in palleggio contro Marco Carraretto, supera la metà campo, è rientrato Hassan, su di lui c'è l'Italiano, sotto per Washington.
si apre Sabatini, riceve Sabatini, palla in angolo per Hassan, vuole andare da Washington, prova a rubargli la palla Flowers, Washington tiene il perno, va dentro, va a sbagliare, Daniel controlla il rimbalzo e poi qui della transizione, superiorità numerica in questa offensiva bianco-blu, 4 contro 3, rientra Washington, quindi niente superiorità, Imola ritorna dietro, Flowers, spazio per la tripla, servito da Sorrentino, palla sul ferro, rimbalzo controllato da Norman Hassan che però pesta la linea, sarà rimessa in attacco per la Fortitudo. Sì, anche Hassan è un bel atleta, comunque anche lui quasi 2 metri, è un bel atletone anche lui, ma chiaramente quando sai che dietro hai Daniel o fai un buon taglio fuori, altrimenti rischi sempre. Quindi rimessa in attacco per la Fortitudo, meno di 7 minuti, 12 lunghezze di vantaggio, direi che rimango della mia idea, Imola non supererà i 70 punti. 68-56, Sorrentino a battere questa rimessa, riceve Italiano lontano da canestro, su di lui c'è Sabatini, di nuovo zona tripla di Carraretto, palla sul ferro, rimbalzo di Daniel che però favorisce Gerardo Sabatini, bravo a passare in mezzo a due, arriva fino in fondo, fallo di Sorrentino o di Daniel, vediamo qual è la scelta, per me Sorrentino. Anche secondo me di Sorrentino, si consultano gli arbitri o uno a 4 o l'altro a 5, cerchiamo di capire. Secondo me Sorrentino. Sembrava di Sorrentino il primo fallo, vediamo qual è la scelta degli arbitri? 2, no, quindi è Daniel, no, quarto di Daniel. Non sono d'accordo neanche questa volta, non sono assolutamente d'accordo, però ha fischiato così, si accetta, ma non sono d'accordo. Allora 5 giocatori con 4 falli per la Fortitudo e 2 liberi per Sabatini perché i bianco-blu sono andati in bonus. Primo libero per Gerardo, a segno 6-8-5-7. E lui con le zingarate terribile, È una specie, per intenderci, di poeta di questo decennio. A segno anche col secondo Gerardo Sabatini che allora va a quota 8, 43, il numero della sua canotta, la stessa che indossava in maglia bianco-blu. L'italiano rischia di perdere la palla, fallo fischiato a Sabatini contro Sorrentino. Regalone che si prende e si porta a casa. Era andata in confusione la Fortitudo in questo frangente. Fallo di Gerardo Sabatini, terzo fallo della sua partita, secondo fallo del periodo per Imola. Carraretto a battere la rimessa, esce Daniel e rientra Francesco Quaglia. Ne ha commessi 4 Ed, quindi va a riposare, c'è bisogno di lui anche negli ultimi minuti. Sorrentino, si muove Carraretto, si muove Jonte Flowers, la Fortitudo ha 2 tiratori potenzialmente devastanti in questo momento in campo. Riceve Quaglia lontano dal ferro. Sorrentino ancora in palleggio, ultimi 8 secondi, vuole il blocco, si alza da 3, anzi no, va sotto da Quaglia, ultimi 4 secondi, Quaglia contro Sabatini, mismatch, prende il centro dell'area, va con la conclusione di destro, sbaglia, fallo di Italiano, anzi no, fallo di Patrizio Prato. Per un attimo ho temuto la spinta di Italiano che sarebbe stato il quinto. Secondo me lì sotto se le sono date senza problemi, questa volta premiato Italiano, 6 minuti alla fine, più 10, però ripeto, è sempre per il momento il punto massimo di riavvicinamento dell'Andrea Costa. 17 assist per la Fortitudo con 14 palle perse, per Imola scusate, con 14 palle perse, dall'altra parte 16 assist e 16 palle perse, siamo decisamente in media per quello che riguarda la Fortitudo. A rimbalzo domina nettamente la Fortitudo, 35 per i bianco-blu, 24 per Imola, e hanno conquistato 9 rimbalzi offensivi dai quali sono nate buone seconde opportunità. 68-58 più 10, andiamo a dare un'occhiata a quello che succede anche sugli altri campi della Serie A2. Eravamo rimasti al vantaggio di Brescia a Matera, la partita è finita, ha vinto Brescia di 11, 96-85 e Treviso ha vinto a Recanati. Verona sta perdendo a Roseto sempre di 17 punti, 78-55, per il resto Treviglio perde a Chieti, Mantova è lì contro Trieste, partita che vale per il momento 6-5-6-4, mentre Ferrara ancora in vantaggio 76-68 in quel di Legnano. 6 minuti alla fine, rientrano in campo le squadre, si ripartirà dalla rimessa per la Fortitudo, terzo fallo quello commesso in precedenza dall'Andrea Costa, bonus invece esaurito per la Fortitudo. Sorrentina batte la rimessa, non si muove nessuno, alla fine riceve Carraretto, riceve poi di nuovo Sorrentino, con energia va a prendersi questo pallone, 9 secondi per l'azione bianco-blu, blocco di Carraretto che poi si apre in angolo, blocco cieco di Quaglia, riceve Quaglia, ultimi 4 secondi, deve fare qualcosa Quaglia, Sorrentino si alza a 3 punti quando vede che sta finendo il tempo, sbaglia il rimbalzo di Carvel Henderson che affida a Sabatini, attenzione a Imola che in questo momento sembra controllare la partita,
Sabatini contro Montano, fuori per Amoni che si alza da 3 punti, sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Hassan, palla di nuovo nelle mani di Imola, stanno per rientrare Candy e Daniel. Prato contro Italiano da 3, sbaglia ancora il rimbalzo questa volta. Tiro senza senso. Catturato da Quaglia e allora Fortitudo vuole organizzare, chiama alla calma Gennaro Sorrentino, 5 minuti e 20 secondi alla fine. Carretto in angolo per Sorrentino, tripla di Gennaro, palla che entra ed esce, rimbalzo di Amoni e allora Imola prova a correre 2 contro 1, Henderson palleggia, adesso tiro da 3 punti, assegno, questa fa male, 6-8-6-1 stavolta è meno 7, torna sotto i 10 punti di svantaggio dopo una vita Imola. Pensavo chiamasse time out Bonicciolli perché secondo me c'è da stare attenti. Altra palla persa grazie a Sabatini. Sabatini in Attenzione alla sua transizione, fingarata. palla sotto per Amori, fallo in attacco. Fallo in attacco, fischio che premia la Fortitudo. Sabatini a colloquio con gli arbitri. Attenzione però, Matteo Bersone non chiama time out ma rimette sul parquet Candy e Daniel al posto di Quaglia e Gennaro Sorrentino. Tutto il palazzo di stampo bianco-blu ha tirato un sospiro di sollievo. È andata di lusso perché poi è vero, probabilmente falli in attacco, ma se non fischiava non è che sarebbe stata una porcheria, quindi. Ticchia il colloquio con gli arbitri, time out, questa volta chiesto dalla Fortitudo direi. 68-61, 4-49 alla fine della partita, una partita che adesso veramente può accendersi. Vado a vedere delle statistiche da quant'è che Imola non scendeva sotto i 10 punti. Vabbè, te lo dico subito, dal 19-9 in poi. L'ultimo era 19-9 al quinto e poi il vantaggio è sempre stato da lì in poi in doppia cifra. Quindi dobbiamo tornare molto indietro. Va 21-14 a un certo punto, a 4 minuti dalla fine, però insomma siamo la lì, metà del lì. primo quarto. Poco oltre la metà. Si scalda il Paladozza alla posta dei Leoni, chiama raccolta anche gli altri settori del palazzetto. C'è bisogno anche del sostegno, Fortitudo che ricordiamo non ha mai perso in questa stagione al Paladozza. Questa è l'8ª gara giocata al Palazzo, la prima fu giocata a Rimini contro Mantova, arrivò la sconfitta contro la Dinamica. Però si giocava a Rimini e si ripartirà col quintetto. In questo momento, secondo me, se Raucci sta bene deve giocare perché se Henderson si accende può fare canestro, io so fare canestro anche da 8 metri mani in faccia. Candy da Montano, da Italiano, zona chiamata da Ticchi, palla sul lato per Cararetto, sotto per Daniel, anticipato da Norman Hassan, rimessa laterale per la Fortitudo. Attenzione ai movimenti della zona di Imola che va a chiudere ogni possibile azione Fortitudo. Farà girare tanto la palla sul perimetro, riceve sotto Italiano contro Hassan. Hassan contro Italiano, può sfruttare il fisico Nazareno, fade away, poi scarico per Candica, spazio per la tripla! Fondamentale la bomba di Leonardo Candy, di nuovo più 10. Qui ci vogliono i famosi attributi. Più 10, pallaggio, resto il tiro di Henderson che va a segnare. Attenzione a questo giocatore, lo dicevi, si accende da un momento all'altro e fa canestro come vuole. Sei in ritmo, ancora zona per Imola. Candy, vediamo come attaccherà la Fortitudo. Fuori per Candy, l'apertura per Montano, spazio Montano da 7 metri, si alza! Matteo Montano realizza anche questa da 7 metri, più 11 Fortitudo. Vabbè, se contro la zona i primi 2 attacchi fai 2 triple è tutto più facile. Amoni mette palla per terra contro Daniel, si butta dentro, scarico per Hassan, non passa, tira da 3 Hassan, va a segno anche lui. 7-4-6-6. Che bellezza in questa partita, in questi ultimi minuti. Sì, obiettivamente la partita è improvvisamente salito di tono dopo che ci eravamo quasi addormentati nei 2 quarti centrali. Daniel sbaglia canestro, gira contro Amoni, palla fuori per Italiano, consegnata nelle mani di Candy, anzi no, buona difesa di Sabatini, l'ultimo tocco di Matteo Montano, palla persa per la Fortitudo. Si scade al pubblico imolese, qualcuno al Paladozza in casa bianco-blu c'ha le mani in faccia. Più 8-3, 21 dalla fine, la partita è vivissima. Sì, però bisogna semplicemente difendere con attenzione su quei giocatori che possono farti male, cioè Hassan e Henderson.
recupera il suo rimbalzo, Amoni da 3 punti con le mani in faccia, sbaglia ancora, fallo su Cararetto, l'ultimo rimbalzo però è catturato da Gerardo Sabatini. Daniel prova a scippargli il pallone, Fortitudo che rimane a uomo, Henderson contro Montano, lo batte col primo passo, va dentro, apre per Prato, tripla per Patrizio Prato, non tocca neanche il ferro, tocca la palla a Daniel, controlla Cararetto, consegna a Candy, 4 secondi per passare la metà campo, Candy spezza il raddoppio, vuole andare fino in fondo, sotto per Italiano, fa saltare Henderson, poi arriva il fallo di Gerardo Sabatini, grande giocata di Italiano, bonus esaurito, 2 liberi per la Fortitudo. Ripeto, la partita si è accesa e chiaramente ogni giocatore vuole dare il 101%, soprattutto dal punto di vista difensivo, soprattutto se sei la Fortitudo che hai un gruzzoletto da difendere. Gruzzoletto adesso dice più 8, 74-66 a favore della Fortitudo. Rientrerà De Nicolao al posto di Patrizio Prato, 2 per Nazareno in lunetta, che ha catturato 7 rimbalzi e fatto 3 assist per i compagni. Doppia per Daniel, neanche da dire, 15+10 per lui fino a questo momento. Italiano dalla lunetta, palla che balla sul primo ferro per qualche secondo, poi esce, quindi si rimane sul più 8, 2.45 alla fine, secondo libero per Nazareno Italiano, parabola altissima come al solito, a segno il secondo, più 9, 7-5, 6-6, difesa non allungata della Fortitudo, c'è solo Candy a pressare De Nicolao che supera la metà campo, Montano va vicino alla palla recuperata, Henderson tocca da 3, si alza, Carvel Henderson, palla sul ferro, controlla Montano, Amoni su di lui, Montano va a superare la metà campo e allora vuole il giro, Cararetto sotto da Daniel, fallo su Nazareno Italiano, bonus e ancora Nazareno in lunetta. Cade tutto il palazzo, più 9 Fortitudo, errore prima di Carvel Henderson, andiamo a dare un'occhiata anche alle sue statistiche, sta tirando con 5 su 12, diventato 5 su 13 dal campo Carvel Henderson, 11 punti, quindi è andato anche lui in doppia cifra, ce ne sono 12 per Norman Hassan e 13 per Patrizio Prato, dall'altra parte Nazareno realizza il primo libero e dunque più 10 di nuovo, vantaggio in doppia cifra a 2.24 dalla fine, 76-66, secondo libero a segno e allora 7-7-6-6, più 11 Fortitudo con De Nicolao che porta la palla nella metà campo. Fortitudo consegna ad Henderson, aspetta il raddoppio, Henderson sarà uno contro tutti, canestro fallo. Vabbè, solito discorso, fisicamente solo Raucci può reggere questi 1 contro Henderson, c'è poco da fare, Montano quel fisico lì non ce l'ha, Montano fa altre cose, bravo Henderson, ripeto, si è svegliato al momento giusto per l'Andrea Costa, però il vantaggio è sempre di 9 lunghezze, mancano 2.40, insomma, si può ancora stare sereni. Libero aggiuntivo per Carvel Henderson che realizza, va a segno 7-7-6-9, allora più 8 Fortitudo. Sì, 2-14, non 2, ho letto un 44 e 2-14. Difesa allungata di Imola, Candy riceve contro De Nicolao, raddoppiato Leo Candy da Norman Hassan, bravo a superare la metà campo con convinzione. Arriva il blocco di Montano, Candy rischia di perderla, all'ultimo tocco però è di De Nicolao, rimessa per la Fortitudo. Giampiero Dighi continua a lamentarsi. Gli arbitri hanno qualcosa da dire, anzi no, l'ultimo tocco di Candy, rimessa per l'altra Costa. Beh, conosco Ticchi e so che è una persona molto seria. Se si arrabbia è perché era sicuro, essendo davanti a lui, che la palla l'avesse veramente persa Candy. Poi, chiaramente, sai, anche qua c'è il gioco delle parti. Però di solito se si arrabbia così è perché aveva visto così. De Nicolao a portare la palla 2 minuti alla fine. De Nicolao va da Carvel Henderson, chiaramente si alza da 7 metri. Beh, va a segno Carvel Henderson. Vabbè, quel giocatore lì. Gran giocatore, gran canestro, niente da dire. Si è acceso nel momento meno opportuno per la Fortitudo. 11 punti del quarto, 11 punti del quarto. Diventa il miglior marcatore della partita, a quota 17. E allora è più 5 Fortitudo. Candy contro Daniel, contro la difesa, va dentro Candy, spezza un gran raddoppio! E poi arriva il Daniel a inchiodare il tappin vincente, più 7 Fortitudo, e ancora palla chiaramente nelle mani di Henderson che si alza ancora da 3. Signori miei, siamo di fronte ad un campione, niente da fare. Però ti posso dire una cosa, perché gioca Cararetto e non Raucci? Cioè, sta così male Raucci per non giocare, è l'unico che l'aveva limitato.
Cararetto in questo momento è inutile, è assolutamente inutile, perché non dà contributo in attacco, e dietro ovviamente vuol dire che poi Henderson non è marcato da Raucci. Se Raucci ovviamente può stare male, questo noi non lo sappiamo da qua, e magari non può più entrare, ma se può entrare deve rientrare, perché è l'unico che fisicamente può marcare questo Henderson mostruoso. Probabilmente qualche colpo c'era, ci sono ancora gli strascichi del colpo subito, prima stava zoppicando, è stato medicato, fatto sta che adesso è 7-9, 7-5 con l'aggiuntivo per Kervel Henderson. Mamma mia, stiamo assistendo a un one man show in questo momento per Kervel Henderson, ha fatto tutto lui nel quarto periodo. Fortuna brava in certi momenti, veramente brava, ma è immarcabile in questo momento Kervel Henderson. 7-9, 7-5, 1-31, alla fine si ripartirà dall'aggiuntivo a suo favore. È rimasto in media, viaggiava 18 di media, adesso ha già quota 20. No, ma ripeto, è una cosa pazzesca, cioè il fatto che non è uscito, ecco, Raucci rientra, quindi evidentemente, però non esce Cararetto, gioca con 4 esterni, con Raucci da finto 4 in attacco, abbassa il quintetto. È uscito Italiano per 5 falli. No, poteva essere appunto, sì, quindi evidentemente però Raucci ce la può fare. Allora la domanda che mi pongo è: perché 1 minuto e mezzo fa non è sceso Cararetto, non è entrato Raucci? Esclusivamente per fare il gentile contro Maradona e Zico nei mondiali dell'82. Assegno l'aggiuntivo e allora è -3, 7-9, 7-6. Adesso attenzione alla difesa allungata per Imola. Cararetto va da Candy, brivido. De Nicolao si appiccica al nostro playmaker, l'ultimo tocco è ancora di Leonardo Candy. E allora adesso è una bolgia lo speaking dei tifosi molesi. 1,26 alla fine, altra occasione buttata via dalla Fortuna per provare a crearsi di nuovo un buon margine. Ne ha segnati a vuota 21, 14, 15 in 9 minuti Kervel Henderson. Chiaramente si andrà da lui in casa di Molese. È rientrato Raucci. Henderson si alza da 3 punti, questa volta sbaglia, l'ultimo tocco è il tap out di Washington, ancora Henderson tira tutto quello che gli passa per le mani. Vabbè, l'hanno perso, Va è stato segno. perso e Henderson ha punito. Raucci era chiaramente su un altro giocatore e Henderson ha punito. Candy, blocco di Daniel, palla sotto, fallo. Va in lunetta la Fortitudo, per fortuna la Fortitudo adesso ha la possibilità di tornare a segnare. 7-9, 7-9, la fossa continua a cantare, il pubblico si scalda, stiamo assistendo veramente a una gran partita. Adesso capisci perché Raucci era l'MVP della partita. Cosa aveva fatto nei primi 3 quarti? Lo aveva limitato ai massimi. Perso Raucci, Henderson ha preso fiducia. Candy dalla lunetta, sbaglia il primo libero. Secondo libero per Candy. Assegno +1, 8-0, 7-9. E allora De Nicolao a portare la palla nella metà campo avversaria. Su di lui c'è Candy. Attenzione chiaramente a questo giocatore. Candy su di lui. C'è l'aiuto di Raucci. Ancora Candy si alza un tiro improbabile questa volta. Non prende nemmeno il ferro. E allora la Fortitudo può organizzare Montano. Va da Marco Cararetto. Mancano 37 secondi alla fine. Mamma mia. Candy, fallo! Fallo di Kervel Henderson. Qualcuno vuole l'antisportivo. Toglie invece il time out chiesto Giampiero Ticchi. Saranno 2 liberi per Leonardo Candy, intelligente da tirare su di sé. Sì, diciamo che Ticchi ha chiamato fallo, Henderson l'ha fatto subito per mandarlo in lunetta, però ha rischiato l'antisportivo, perché è stato veramente un fallo duro, chiaramente per mettere pressione sul ragazzino. Quinto per Kervel Henderson che esce dalla partita. Quindi alla fine non è neanche stata una grande idea. 2 per Candy allora, che sbaglia il primo. Si rimane sul però +1. chi marchi? Raucci chi marca? Andiamo a vedere, o Hassan o Prato. No. Vediamo, c'è Hassan, c'è Carretto su Hassan, c'è Raucci su Prato, c'è De Nicolao in palleggio. Montano tiene De Nicolao, l'ultimo tocco è di De Nicolao, rimesso a Fortitudo. 8-1, 7-9, 26 secondi alla fine, Imola parapallo. E allora andiamo
dai nostri tiratori di liberi. Non penso che Imola voglia chiaramente far passare dei secondi. Riceve Raucci, a sasso di lui, fallo. Andiamo in lunetta con Davide Raucci. Beh, adesso però senza Henderson cambia la musica, Cioè Ticchi ha chiamato il fallo e involontariamente ha fatto un errore. Ha fatto un errore perché ha tolto l'unico giocatore che di peso aveva trascinato la squadra. È giusto che rientri Sabatini, perché anche Sabatini ha nel DNA queste giocate folli. Mi ricordo la tripla 2 anni fa contro Empoli da metà campo allo scadere. Quindi corretto. Secondo me andava messo Sabatini per Henderson. Vedete il primo Raucci, più 3 Fortitudo, 8-2-7-9, 25 secondi alla fine della partita. Secondo libero per Davide, sbagliato il rimbalzo di Washington. E allora l'ultimo tiro è per Imola, che cercherà probabilmente una conclusione da 3 punti, oppure no, sfruttando tutti i 24 secondi. Prato contro Montano, si affida alla difesa della Fortitudo. Montano, fallo. Bravo. Giocate giusto, sono d'accordo. 10 secondi alla fine, bravo. Tanto hai mangiato dei secondi. Giusto. Bravo. 10 secondi alla fine per Montano, è il terzo fallo della partita, quindi non abbiamo problemi di falli con Matteo Montano. 2 liberi per Patrizio Prato, che fino ad ora ha realizzato 13 punti. Imola farà fallo chiaramente dopo. Prato contro il muro della Fossa dei Leoni. Il primo tiro libero è a segno. Alla fine 14 punti, Patrizio Prato la sua pagnotta se l'è portata a casa con merito. 11 di media in campionato, 14 questa sera per Patrizio Prato. Secondo libero a disposizione del giocatore argentino, che realizza time out di Bonicciolli. Vuole chiaramente costruire la rimessa per liberare i suoi tiratori, o comunque poi ce l'hai in attacco, cambia molto. E fa ricevere un tiratore di liberi. 8-2-8-1, mancano 10 secondi. Mamma mia, questo finale è veramente qualcosa di meraviglioso, al di là di tutto. La consueta conferma che non capisco niente. L'Andrea Costa ha segnato 32 punti l'ultimo quarto, però di 32 punti 18 hanno la firma di Henderson, e hanno la firma di Henderson perché Raucci non lo marcava. Non c'è la controprova, quello che conta è quello che dice il campo, però la realtà dice che con Raucci in campo Henderson era stato limitato ai minimi. Senza Raucci Henderson aveva portato le squadre alla parità quota 79. Secondo me, quando riguarderà la partita e ci ascolterà Matteo Bonicciolli, probabilmente si accorgerà che nella girandola dei cambi questo se l'era perso. Ma ripeto, il primo a sbagliare sono io, perché mai avrei creduto a un quarto finale quando di solito la Fortitudo spacca le ossa agli altri da 32 punti dell'Andrea Costa. Quindi brava Imola, perché comunque vada a finire dimostra che il secondo posto non è meritato, è strameritato. Brava Imola, ma direi bravo Kerwell Henderson, al di là di tutto. È vero che il giocatore non fa la squadra, però signori, stiamo parlando di un giocatore che in questo momento ha segnato 18 punti in un quarto, insomma. Montano riceve e allora fa passare qualche secondo la Fortitudo, andrà lui in lunetta con 8 secondi alla fine. Matteo Montano finora ha realizzato 16 punti, possono diventare 18 dalla lunetta. Montano in questa partita è 1 su 1, quindi insomma lui speriamo. Il primo tiro libero secondo me è importante, perché psicologicamente è il più difficile. Primo libero di Matteo, a segno. Di nuovo più 2 Fortitudo. 8-3-8-1. 17 Montano, 17 punti. Eguaglia il Daniel. Secondo libero per Matteo, a segno. Time out. Stavolta chiesto da Ticchi, che chiaramente cercherà di costruire la tripla. Ma qui cosa facciamo? Io ti dico come la vedo io. Io faccio ricevere un piccolo e appena fa il palleggio gli faccio fare. Io poi, solito discorso, qua ognuno ha le sue teorie. Ettore Messina non farebbe mai fallo, mai. Altri allenatori non farebbero mai fallo. Io sinceramente il rischio me lo... È vero che poi nell'overtime teorico Imola non ha non ha Henderson, non avrebbe Henderson, però io faccio ricevere il piccolo e appena mi butto giù la palla per terra o al secondo palleggio
non gli faccio neanche pensare di muovere la palla, gliela tronco subito. Però ripeto, qua ognuno ha la sua visione, ha la sua idea e alla fine para al campo. Il resto sono tutte chiacchiere. Vediamo in cosa si trasformerà questo minuto per Giampiero Ticchi e per Matteo Bonizzoli. Intanto il Palazzo è tutto in piedi a cantare per la Fortitudo. Saranno ultimi 8 secondi da vivere chiaramente di grande suspense in questa sfida. Si ripartirà da una parte con Raucci e Daniel, Candi, Carraretto e Matteo Montano, dall'altra parte Prato, De Nicolao, Mazzoli, Washington e Norman Hassan. Vediamo chi riceverà. Direi Hassan, invece riceve Mazzoli, molto lontano da canestro, si muovono tutti, tocca Raucci, va a rubare la palla decisiva, Raucci campo aperto, va a depositare la vittoria della Fortitudo, 86-81, finisce tutto al Paladozza, vince la Fortitudo, mancano 3 decimi alla fine, ma la gara si chiude qua. Chi l'ha deciso, Simone? Sono contento per Davide Raucci, preso l'anno scorso, bisogna dirlo, da Lorenzo Vandoni, diamo a Cesare quel che è di Cesare, da Rusco, perché quello era la sua fine, come si dice a Bologna. Oggi è stato nettamente l'MVP della partita. Bravo Raucci e brava comunque l'Andrea Costa, bravi tutti, un applauso meritato per tutti, bravi veramente tutti, un bello spettacolo. Aveva ragione Boliciolli, chiunque l'abbia vista e non è tifoso di una delle due squadre, secondo me alla lunga si è divertito. È stata una partita bellissima, una partita che è durata quasi 2 ore, quindi è stato veramente bello viverla, commentarla. Vince la Fortitudo, vince Bologna 86-81. Direi che l'MVP ne abbiamo parlato ampiamente in cronaca. Daniel chiude a 17 punti, ce ne sono 13 per Candi, 18 per Montano, 15 per Davide Raucci, 9 per Italiano. Fortitudo brava a rimanere in partita, Imola che ha pagato tantissimo nel finale l'assenza di Carvel Henderson, però una Imola che da Carvel Henderson ha trovato l'impossibile nel quarto periodo. Va a prendersi l'abbraccio del suo pubblico la Fortitudo. Simone, aveva ragione Bonizzoli, aveva ragione che si aspettava una grande partita, 2 grandi squadre, però al Paladozza non si passa. No, non si passa, però mai e poi mai avrei pensato che Imola sarebbe rientrata da meno 17 con quell'Henderson lì. Si è acceso, bravo lui, perché poi è vero, mancava Raucci, ma poi bisogna anche accendersi e fare quello che ha fatto lui. 79 pari, lo ricordiamo, a un minuto dalla fine. In 10 minuti, in 11 minuti ha recuperato 17 lunghezze al Paladozza. Adesso vediamo chi sono i prossimi che lo faranno. Onore a Imola che dunque perde la sua terza gara in trasferta del campionato, finisce 86-81.